già avviata Claudio Ranieri con un miracolo, e lui stesso si è reso conto in quella magica serata di Bari di aver centrato l'impossibile. Il suo pianto a fine partita è un pianto dedicato al calcio, a questo grande mistero che si porta dietro uno sport straordinario come quello del pallone, che non ti fa mai smettere di sognare, che ti accende nuovi sogni, talvolta ti fa piangere tanto, e noi abbiamo da piangere anche per quelli che se ne vanno, come il mio primo, lo posso dire, allenatore intervistato da radiocronista, e cioè Carletto Mazzone, colui che aveva portato il Cagliari in Europa, un'Europa che poi avevo portato avanti, avevo seguito inizialmente con le mie radiocronache, a cui mi sto avvicinando per quella che è una data che sarà importante anche per me, il 29 di agosto, per il trentennale delle radiocronache, di questi collegamenti, di questa avventura in cui raccontare il Cagliari ed essere dentro la partita, essere parte di quei calciatori, indossare la maglietta, sentire il pallone che ti sta arrivando e che tenti di calciare. Ebbene, noi ricominceremo con questo spirito, perché la passione che ci spinge è più forte di qualsiasi altro richiamo, anche quello del denaro, e siamo quelli romantici, quelli che ancora seguono i miti, appunto quelli di Claudio Ranieri, quelli di chi è passato, quelli che hanno fatto sognare da Riva in poi, ma anche prima di Riva, con il loro sacrificio quasi di una vita in nome del Cagliari. Il nostro sacrificio per tentare di farvi arrivare il più bel prodotto che possa esserci in accompagnamento ad una partita, chiaramente con i mezzi che ci mettono a disposizione, con le regole che ci impongono di poter raccontare solamente 3 minuti ogni quarto d'ora in presa diretta, ma con la possibilità di integrare con quelle che sono le considerazioni, i commenti, le notizie, i dati statistici che piacciono a un calciatore e soprattutto a colui che si mette davanti alla TV a spingere la palla come se fosse lui stesso, l'allenatore, il calciatore, che quindi è diventato negli anni competente e capace di poter capire chi dice il meglio, chi può dare un contributo al suo pomeriggio sportivo. E speriamo di poterlo dare già da stasera. Il Cagliari affronta il Torino, si riparte da Torino, da quello stadio dove Carletto Mazzone riuscì nell'impresa di vincere 5-0 per accompagnare il Cagliari alla qualificazione UEFA, un 5-0 straordinario che è stato scritto da giocatori straordinari, da Francescoli a Pugeddu, per ricordarne qualcuno. E Pugeddu sarà peraltro il nostro primo ospite anche nella trasmissione di Tele Sardegna di domani con Master Calcio, a testimoniare che tentiamo sempre di condire e di utilizzare gli ingredienti per cercare di avere il meglio. Andiamo subito a vedere cosa Ranieri ha cucinato invece per il Cagliari in questa gara, e dobbiamo dire subito delle sorprese. Intanto perché per chi diceva che Ranieri ormai giocava col 4-4-2, subito una smentita. Il Cagliari gioca come può giocare o come deve giocare o come la ragione dice si può tentare di giocare. 3-5-2 per la partita di oggi, con cambiamenti significativi in difesa. Ad esempio Zappa sale nella linea dei centrocampisti, quindi la difesa è composta da Dossena che farà l'interno a destra, Goldaniga che farà il centrale e Obert che sarà quello a sinistra dei 3 difensori. Come abbiamo detto, Zappa sarà l'esterno a destra, mentre a sinistra è preferito ancora Azzi, ed ecco la protezione della difesa. Per poter schierare Azzi viene sacrificato Augello, ma contemporaneamente si potrà giocare in modo speculare al Torino, con un centrocampo dove ci sono Sulemana e Macumbui insieme a Nandez, quindi 3 giocatori di assoluto valore che possono garantire sia il filtro sia la qualità per la spinta, una spinta che viene dettata e suggerita a 2 giocatori giovanissimi. Pensate un po', Oristanio è del 2002, Luvumbo è dello stesso anno, e la coppia d'attacco sarà una coppia d'attacco di 21enni, 42 anni in 2, nel ricordo forse di Cappioli e Profitali, ecco, riconducendo ancora a quelli che erano i miracoli che sapeva costruire Claudio Ranieri. Quindi Oristanio e Luvumbo in coppia con Pavoletti che si accomoda in panchina. E vedremo quindi un po' come sarà questa scelta, questa opzione di un attacco diciamo più leggero, più scattante. Claudio, come vedi questa interpretazione almeno della fase iniziale della partita da parte di Claudio Ranieri?
La vedo molto, molto coraggiosa, molto propositiva, perché il Torino gioca a 3 dietro, quindi mettendo a sinistra Azzi, a destra Zappa, dobbiamo essere bravi a spingere sulle fasce, a mettere in difficoltà e a tenere i loro centrocampisti esterni bloccati come Bellanova e Voivoda, che sono 2 giocatori molto importanti. Ma la scelta di Ranieri mi ha sorpreso ed è stata una scelta molto coraggiosa. Sì, Ranieri che quindi giocherà quasi specularmente a Juric, che porta questa tradizione in modo con diciamo un po' più di peso a livello di trequartisti. Leggo la formazione del Torino velocemente: si presenta con un 3-4-2-1, Milinkovic-Savic tra i pali, la difesa 3 formata da Schurz, Buongiorno e Riccardo Rodriguez, il centrocampo a 4 vede esterno di destra Bellanova, Ricci e Ilic a comporre la mediana, Voivoda a sinistra, Vlasic e Karamoji erano dietro l'unica punta Sanabria. Vittorio, io vedo un po' una diversa interpretazione a seconda della fascia in quelle che sono le scelte di Claudio Ranieri. Una fascia a sinistra magari più dedita a bloccare le incursioni e la velocità di Bellanova, e una fascia a destra che invece cerca di ricostruire quel tandem Nandez-Zappa che tanto ha fatto bene in passato. Ma io sono di un parere opposto, che Azzi a sinistra è un modo di dire attento Bellanova, che se spinge te ne faccio 4, giochiamo a chi ne segna di più, cioè nel senso che Azzi, non dimentichiamolo mai, è un attaccante che è stato adattato in un ruolo di esterno, è attaccante per attaccante, perché Bellanova sappiamo benissimo che sa spingere ma è scarsissimo in difesa. Non a caso questa scoperta l'ha fatta anche l'Inter quando Bellanova è andato a Milano, perché si è reso conto che Bellanova non poteva dare quelle garanzie che servivano a quei livelli, troppo poco ha fatto in chiave difensiva, e questo è un po' il tema ricorrente di quei giocatori che crescono nelle grandi squadre italiane. Nelle grandi squadre italiane cosa succede? Che nei tuoi settori giovanili sei una squadra vincente, sei una squadra che attacca per l'80% della partita, che difende pochissimo, e soprattutto per quanto riguarda gli esterni che devono imparare le 2 fasi, succede che noi elaboriamo invece, facciamo crescere giocatori in quelle società che abitualmente sanno fare bene l'attacco ma non sanno fare assolutamente la fase di difesa. È lo stesso problema che ha incontrato Zappa, anche lui scuola Inter, e quindi nel momento in cui noi dobbiamo andare a puntare su questi calciatori dobbiamo stare molto attenti, perché crescono con il gol, con l'assist, con quei punteggi che danno soddisfazione al fantacalcio, ma non crescono assolutamente dal punto di vista difensivo. Ed ecco che molte volte il difensore o l'esterno bravo è un esterno che è cresciuto in provincia, che arriva dalle categorie inferiori o che arriva da settori giovanili dove non ci sono squadre che attaccano per l'80% nel momento in cui sei in quelle società fin da quando sei ragazzino, e allora lì trovi i giocatori che poi diventano particolarmente forti. Ne abbiamo uno in casa, di esempio Augello, che è uno degli esterni che ti dà più garanzie in fase di difesa dell'intero panorama italiano a livello di giocatori italiani. È un giocatore che è cresciuto nel Giana Erminio, quindi praticamente una società di Serie D, dove chiaramente non è che nel tuo settore giovanile andavi a giocare con il Brescia, con l'Atalanta, con l'Inter e con il Milan e vincevi le partite, anzi dovevi giocare con queste squadre sapendo fare la fase di difesa. Ed ecco perché poi quando arrivi dopo 1000 sacrifici, scalando i monti, ad arrivare in Serie A dove gli altri ci arrivano perché partono da una porta diversa dalla tua, ci arrivi con tutta una serie di esperienze e di conoscenze che ti permettono poi di starci più facilmente. Sono assolutamente d'accordo con questa opinione. Claudio invece è un Claudio Ranieri che, nonostante questa differenza di disposizione, ha schierato una squadra per 9 decimi che si conosce già. I 2 nuovi innesti sono 2 innesti molto giovani, abbiamo detto Oristanio e Sulemana. Un commento su questi 2 ragazzi che si sono messi anche abbastanza in luce nella parte di Coppa Italia. Sì, assolutamente, infatti mi riferisco proprio a quella partita. Sono stati insieme al gruppo squadra, comunque sono state le individualità che mi hanno impressionato di più, soprattutto Ristanio ha la grande capacità di saltare l'uomo con lo stop, e sono delle cose che per chi guarda il calcio e chi ama il calcio fanno piacere. Sono quei stili di giocare, quei modi di giocare che ricordano giocatori del passato, che con lo sguardo prima di ricevere palla si guardano in tutte le direzioni e hanno questa capacità di saltare l'uomo. Ristanio mi ha impressionato tanto, ma lo stesso Suleimana, anche a livello tattico, anche a livello agonistico. Non ti dico che è quasi un doppione di Makumbu,
ma mi piace, io da centrocampista è un centrocampista che piace tanto. Eh sì, due ruoli differenti ma due estri molto forti nei due nuovi innesti dal Cagliari in questa partita. Vito, tu stai prendendo un po' la testa per Oristiano, anche a te è piaciuto molto, sono più che d'accordo con te. La cosa che mi soddisfa maggiormente di questo ragazzo è che gioca molto con la testa alta e guarda dove sono i compagni. Ma è la dimostrazione del fatto che tu i ragazzi, secondo me, non li devi dare prima della categoria primavera, o dopo la primavera li devi dare in campionati seri, non puoi darli in Serie C. Secondo me Oristanio è così perché non è andato a giocare in Serie C dopo l'esperienza all'Inter, o in Serie B dopo l'esperienza all'Inter, è andato a giocare in Olanda, dove ha fatto un campionato vero, ha fatto 2 campionati veri, e quando giochi in campionati veri intanto ti mantieni in un livello di allenamento altissimo, dove tu continui a imparare, non scendi di categoria, non vai a fare il divo dal punto di vista tecnico e della velocità in società che, essendo di 2 categorie inferiori, non vanno quanto va una società di Serie A, e devi andare a giocare per i punti, per quelli che contano, che valgono anche una retrocessione. È vero che ci sono le retrocessioni anche nel campionato primavera, ma non possiamo assolutamente paragonarli, e la cosa che si vede in Oristanio non è tanto la tecnica, perché poi dal punto di vista tecnico ne abbiamo visto tantissimi giocatori avere della tecnica, essere capaci in primavera di fare delle bellissime cose, ne abbiamo avuto moltissimi anche nel Cagliari. È la capacità di reggere il duello con l'avversario, è la capacità di allungare una mano per tenerlo distante, è la capacità di resistere alla spinta che ti dà uno che teoricamente dovrebbe essere strutturalmente più forte di te sul piano muscolare. Ecco, da questi punti di vista vedi un giocatore che è già fatto, quindi non il ragazzino che deve fare esperienza e che deve reggere anche questo genere di cose, ma un giocatore che effettivamente è pronto per potersi confrontare con i grandi, perché con i grandi ha giocato in un altro paese. Vedi, ieri ho visto vincere una squadra turca contro pronostico, sono andato a vedere ed è una squadra dove c'è Lasagna, dove ci sono c'è Carini, diversi giocatori italiani. Noi dobbiamo cominciare a pensare, a mio giudizio, non di dare i giocatori giovani che vengono dalla primavera necessariamente in categorie inferiori, Serie D e Serie C, ci può stare anche questo, ma li dobbiamo dare soprattutto in altri campionati anche di livello teoricamente inferiore, dove possono giocare e dove possono fare realmente le ossa, mantenendo un altissimo livello sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del ritmo del gioco. Come fa la Premier League, tra l'altro? La Premier League lo fa da anni. Se noi andiamo a controllare tante squadre in giro per il mondo, ma ti stiamo parlando di Spagna in Primera Divisione, in Seconda Liga, o campionato belga, campionato olandese, comunque campionati in cui il calcio è tradizione, il calcio è sentito moltissimo tra la gente, sono campionati di assoluto livello. In Premier League li danno un po' così ovunque, infatti molto spesso le nuove stelle che nascono in giro per il mondo poi tornano sempre alla base in Inghilterra. Ecco, a proposito di questo, Vito, ti volevo chiedere, ci potrebbe essere anche una settorizzazione diciamo così dei prestiti a seconda della tipologia di campionato? Io penso ad esempio Oristanio, un esterno che può coprire tutto il ruolo d'attacco in Eredivisie è perfetto perché ci sono ampi spazi e si gioca molto offensivamente. Magari un difensore è più opportuno mandarlo in una Serie B che risulta più rocciosa. Sei d'accordo con questo ragionamento? Assolutamente sì, ma se dovessi identificare 2 paesi in Europa che possono aiutare realmente a far crescere i calciatori, indicherei senza alcun dubbio Belgio e Olanda. Sono 2 paesi dove si gioca un calcio diverso, ma si continua a fare palestra. Qual è la palestra che tu conosci in Belgio e Olanda? È il calcio universale, è la capacità che viene richiesta a un calciatore di interpretare ogni ruolo, è la capacità che viene richiesta a un calciatore di saper interpretare il gioco anche quando la palla non ce l'hai. Come diceva qualcuno, è un dato statistico assolutamente azzeccato, adesso non ricordo se è Ancelotti che ne parlava con un suo giocatore, il momento in cui sui 90 minuti il tempo in cui tu hai il pallone tra i piedi è di circa 5 minuti concreti, gli altri 85 minuti se tu non fai movimento, se tu non corri, se tu non dai un contributo, gli stai buttando alle ortiche. Ecco, in paesi come il Belgio e l'Olanda si insegna soprattutto a
a giocare quegli 85 minuti senza palla, che noi invece molte volte non sappiamo giocare. Molte volte vediamo un ragazzino bravissimo che tenta il dribbling e si ferma quando perde la palla, gli va mangiata la testa fin da quando è piccolino, perché sennò cresce male. Lo devi assolutamente fermare in quel momento, non devi fargli capire che se il dribbling gli riesce lui ha ottenuto il suo risultato, e se il dribbling non gli riesce non ha ottenuto il suo risultato. Gli devi far capire che lui il dribbling lo deve tentare, ma quando poi non gli riesce deve correre per recuperare. Se tu non gli insegni queste cose stai sbagliando già dal principio, e noi in Italia di recuperare questi concetti, perché ci facciamo prendere un po' troppo dalle giocate. Vediamo tanti ragazzini fare i numeri di Maradona a livello di giocolieri, però poi quando li metti in campo mancano di quelle che sono le caratteristiche che servono per fare gioco di squadra, e questo devono imparare. E speriamo di vederlo questo coraggio tra i giovani del Cagliari che scenderanno oggi in campo per la prima di campionato in quel di Torino. Noi ci fermiamo un attimo per dar spazio ai nostri sponsor e poi torniamo sempre a Suon di Gol, sempre qua su Radio Super Sound. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari. Puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dalla Corte del Sole, Radio Super Sound, questo è a Suon di Gol per seguire la prima avventura del Cagliari di Claudio Ranieri in questo campionato di Serie A. Il suo primo avversario sarà il Torino in quello che può essere un match importantissimo appunto per iniziare con il piglio giusto la stagione. Un cambio, quello di Caramo, che è un po' sorprendente perché comunque Radonic è uno dei fedelissimi di Juric. L'anno scorso tra scontri e riappacificazioni ha fatto un gran campionato. Cosa pensi invece del giovane ex Inter Claudio, che ha fatto tanto bene anche con la maglia del Parma in Serie A? No, è un grande giocatore anche lui. Anche me ha sorpreso questa scelta, perché Radonic stava facendo bene, ha fatto benissimo anche il precampionato con il Torino. Tra l'altro nella parità contro la Feralpissalo vinta per 2-1 ha fatto delle cose impressionanti. È uno dei giocatori che fa girare la squadra. In generale queste due posizioni, la posizione di Vlasic e Caramo, queste oggi sono le due posizioni più pericolose. Nel 3-4-2-1 quello fatto da Juric, bisogna stare molto attenti, soprattutto se tu agisci con un 3-5-2, cioè dobbiamo essere molto bravi con i tre difensori centrali e i nostri tre di centrocampo a fare tanto schermo. Ritornando al discorso di Caramo, è un giocatore tecnico, un giocatore veloce che si è contraddistinto negli anni per la sua bravura. Invece Vito ti chiedo di Vlasic, l'altro interprete dietro Sanabria, cosa ne pensi? Un giocatore abituato alla Premier League che già dall'anno scorso ha mostrato la sua classe.
Ma stiamo parlando di un giocatore di assoluta classe. L'anno scorso è arrivato immediatamente in 38 partite, ha realizzato 5 gol da trequartista e servito 8 assist. Sono numeri importantissimi, sono numeri altissimi per un giocatore alla prima esperienza in Italia. Dunque un grande calciatore, bisogna stare molto attenti a questi. E torniamo al discorso dei campionati. È vero, noi se dobbiamo andare in prestito preferibile Belgio e Olanda, in stati tipo la Serbia o tipo la Croazia impari a giocare così fino a quando sei bambino. Addirittura lì esiste come concetto la polivalenza da ragazzino, e quindi la capacità di essere sempre pronto a qualsiasi tipo di interpretazione del calcio. E in questo caso Vlasic è un giocatore anche di particolare caratura sul piano agonistico, sul piano della personalità, del temperamento, e quindi è per questo che dobbiamo stare molto attenti. Juric si distingue per questo. Le sue squadre non sono squadre molli, sono squadre caratterialmente sempre molto ostiche, hanno un grande ritmo, hanno una grande voglia, hanno una grande motivazione, e lui è bravo in questo, a motivare. Fa il piagnone quando va alle interviste, ma è capace dentro lo spogliatoio a far sentire la squadra importante e a motivarle e a dargli lo spirito giusto per lottare su ogni pallone. E chi motiva e ci dà lo spirito sono anche i nostri tifosi, che ci scrivono al 340 5186 036. Ci scrive Dino Dallodi: ciao ragazzi, spero di vivere con voi un campionato come quello passato, se posso inserisco i minuti finali di Bari alla famosa radiocronaca di vittoria di Cagliari-Napoli. Buon campionato e forza Cagliari. Assolutamente l'iconicità anche del gol degli ultimi minuti e del gol di Pavoletti può rientrare in questa categoria speciale, in questo Olimpo delle radiocronache che vi abbiamo offerto. E salutiamo anche Manuel da Cagliari, che ci scrive il suo forza Cagliari. Speriamo che possiamo portargli un grande risultato anche oggi. Vi ricordo il WhatsApp 340 5186 036. Claudio, invece finiamo di completare il tridente del Torino. Ti chiedo un parere su Tony Sanabria, un giocatore spesso discontinuo, che durante l'ultima stagione aveva iniziato molto male le sue partite, la sua posizione all'interno della squadra, ma che poi nella seconda metà di campionato ha fatto veramente dei numeri straordinari. È il giocatore in più del Torino. Sanabria, se si sveglia lui, se entra in condizione lui, è un giocatore difficile da marcare, è potente, è tecnico, e l'ha dimostrato nella seconda parte di stagione, quando contava di più, perché lui quando le parità contano c'è sempre. Tornando invece al Cagliari, Vito, uno degli interpreti che ha fatto meglio storicamente con il Torino è Nathan Nandez. Cosa ti aspetti dalla partita dell'uruguaiano oggi? Ma è motivatissimo, è diventato uno di Dorgali, è diventato, cioè non è più l'uruguaiano, cioè, o meglio, ha tutta la qualità uruguaiana, direbbe Adani, che è innamorato dei sudamericani, ma è diventato sardo a tutti gli effetti, è uno che sente la Sardegna nel cuore, ma è difficile non sentirla poi quando è un maestro che te la insegna. Noi diciamo molte volte, ne abbiamo ragionato anche con il grande professore Francesco Cesare Casula, noi dovremmo insegnare cosa vuol dire il Cagliari, la storia del Cagliari anche all'università, perché solamente così tu capisci cosa significa il palpito che senti quando segui una banale partita di calcio. Solamente in quel momento ti rendi conto che il calcio diventa la metafora di uno spirito che dovremmo avere ogni giorno in quello che facciamo. E Nandez questo lo interpreta nel modo migliore, è uno che riesce a darti l'idea di quello che non lascia nulla di intentato per riuscire a caratterizzare la sua squadra, per difenderla, per dare orgoglio e dignità, come dice il nostro inno. Il nostro inno è tarato proprio non sul fatto che devi per forza vincere, ma sul fatto che devi per forza dare il massimo. E da questo punto di vista io credo che il rombo di tuono che noi sentiamo in lontananza debba essere un rombo di tuono che ogni giocatore del Cagliari deve ripetere. Non è il rombo di tuono di Gigi Riva, ma devi sentire la squadra che gioca, che si muove, che macina, che corre, che fa tremare il campo, e questo lo devono fare i tifosi insieme alla squadra, perché è lo spirito di un popolo. Se è vero che siamo un'unica squadra anche tra tifosi, giornalisti, dirigenti e la squadra stessa, solo in questo caso riusciamo a rendere quello slogan che viene esposto allo stadio. Tifosi che si sono presentati in massa anche a Torino, come sempre il Cagliari una tra le più seguite in trasferta, tifosi che ci stanno anche scrivendo al nostro WhatsApp. Io chiedo velocemente un ultimo commento su come inizierà la partita, secondo te Vito, quale sarà il mood iniziale, per poi passare al nostro inno e iniziare con il commento. Guarda, io seriamente ho l'idea che questa volta la partita inizi col calcio d'inizio. Non credo che ci sia un mago.
Veggente, la palla di vetro. Chi inizia, vediamo. No, io credo che le due squadre siano molto accorte all'inizio, cioè nel senso che inizieranno ma non buttandosi a capofitto in avanti. Lo farà magari un po' di più il Torino, approfittando del clima di questo stadio, dello stadio del Grande Torino, perché lo stadio è stato rintitolato in questo modo, l'Olimpico, anche se poi il Grande Torino era cresciuto al Philadelphia, e devo dire che è uno stadio dove noi non siamo andati sempre male, e mi fermo qua. Esatto, ci sentiamo tra pochissimo, Vitto. Sentiamo tra pochissimo per la cronaca diretta della partita tra Torino e Cagliari, ma non può iniziare questa partita senza prima aver ascoltato il nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rotto e blu, i corazzetti quattro mari, lo sguardo fiero e forte antica. Cagliari Si appresta a iniziare questo Torino-Cagliari delle 18:30 di lunedì, la penultima partita di questa prima giornata di campionato, una partita che inizierà con qualche minuto in ritardo per ricordare il grandissimo Carletto Mazzone, che è venuto a mancare negli scorsi giorni, che è sicuramente una parte importante e fondamentale del calcio italiano. Basti pensare a tutte le squadre in cui ha lasciato un ricordo indelebile, Claudio. Assolutamente sì, è un mito, una leggenda, tutti ci ricordiamo le corse che si faceva. Era un uomo puro, un uomo di strada, un uomo di campo vero, quindi una grossa perdita per il calcio italiano, però ha dato veramente tanto. Davvero indelebile il suo ricordo, come sarà a Roma, a Brescia, a Cagliari e nelle altre grandi piazze in cui è stato. Noi salutiamo Riccardo da Bologna che ci scrive: bentornati, un saluto a voi, forza Cagliari sempre, lo salutiamo con affetto, così come salutiamo Luigi. Ciao ragazzi, un piacere risentirvi, speriamo in una buona salvezza. E questa è la prima lacrima, quella, la mega macumba di inizio campionato. E infine salutiamo Alessio con il suo Forza Casteddu, che ci accompagna prima di ogni match che è iniziato qualche giro di orologio or sono, quasi neanche probabilmente. Un Cagliari che deve subito farsi valere contro una squadra che in casa è davvero ostica da affrontare. I precedenti però ci danno qualche chance in più, perché le andiamo a vedere in questo momento. 92 i precedenti totali tra le due squadre, sono arrivate 26 vittorie, 31 pareggi e 35 sconfitte, quindi l'ago della bilancia cade comunque in favore dei Granata. La situazione in trasferta è ancora peggio, in 47 incontri 9 vittorie del Cagliari, 12 pareggi e ben 26 sconfitte, quindi diciamo che è un campo abbastanza difficile da affrontare. Ma per rincuorarvi diciamo che durante l'ultimo match giocato a Torino c'è stata la vittoria del Cagliari per 2-1, le reti proprio di colui che poi è passato in questa sessione dall'altra parte, ovvero Bellanova, il pareggio parziale di Belotti e poi la rete conclusiva di Deiola. Così finì l'ultimo match delle due compagini, partita che è iniziata da un po'. Claudio, come vedi questo avvio? Allora, un Cagliari che ha iniziato subito aggressivo, con Nandez che va in pressione su uno dei tre centrali difensivi, quindi non stiamo aspettando che il Torino giochi la palla, ma stiamo andando a prenderli alti. Un buon atteggiamento iniziale da parte del Cagliari. Un Cagliari che quindi si sta proponendo di non lasciare tanto spazio al Torino, un Cagliari che si è presentato con una coppia di attaccanti leggera e rapida soprattutto, perché abbiamo visto che anche Ristanio è dotato di
un'ottima accelerazione e soprattutto di un cambio di direzione molto molto veloce, e vedremo come riuscirà a sfruttarlo in tandem con un giocatore simile, che quindi può essere anche il suo compagno ideale per instaurare un attacco anche un po' diverso dall'ultime tipologie di attacco che abbiamo visto al Cagliari. Sì, assolutamente, un attacco inedito dove sicuramente il punto di riferimento sarà Oristanio e Luvumbo, che cercherà di a parte far ammonire più giocatori possibili, perché in questo lui è un fenomeno, però di trovare lo spazio giusto per andare anche in profondità. Sì, speriamo che l'angolano riesca a regalarci delle altre emozioni come quelle dei playoff, ma intanto le emozioni ce le facciamo raccontare dalla voce del Cagliari. Andiamo da Vittorio Sanna. E subito Radunovic, una parata straordinaria sulla girata di Toni Sanabria all'interno dell'area sul calcio d'angolo, è andato a distendersi sulla sua sinistra e ha messo nuovamente in angolo. Quarto minuto, il Torino che tenta di sfruttare i calci piazzati, uno dei pezzi forti della squadra granata. Altro cross, il pallone che va al di là di tutto il blocco e tenta di ripartire sulla destra Azzi. Eccolo Azzi che porta avanti il pallone, lo spinge a destra nella sua zona di destra, in questo caso lancia a cercare Luvumbo dall'altra parte. Luvumbo lascia rimbalzare il pallone, tenta di controllarlo con l'esterno, deve voltarsi, riesce a farlo nel duello con Bellanova. Ancora Luvumbo dall'indietro all'indirizzo del giocatore numero 33, si tratta di Obert, che poi rende ancora all'indietro e ancora Obert a ricevere, si allarga molto sulla sinistra Obert con il Cagliari in posta. Il pallone ora a destra, il controllo da parte di Goldaniga, pallone che viene ribattuto, si impenna, lo colpisce Makumbu, Sulemana all'indietro, costringe alla rincorsa in questo caso Dossena che è centrale rispetto a Goldaniga che gioca a destra. Goldaniga che riceve ancora sul passaggio di Dossena, il lancio in verticale alla ricerca del movimento, in questo caso di Nandez, la palla ribattuta, ancora un colpo di testa, chiude Goldaniga, recupera Makumbu verso sinistra per Azzi che controlla il pallone, si ferma e adesso il Torino che controlla, lancio avanti per il movimento stavolta di Oristanio che protegge molto bene il pallone, viene spinto alle spalle ma per l'arbitro non c'è fallo. Il recupero di Buongiorno che cerca di ripartire, ritorno Oristanio, lo colpisce, l'arbitro interviene e assegna il calcio di punizione. Fallo fischiato contro Oristanio, diciamo anche chi è l'arbitro, il signor Francesco Cozzo di Reggio Calabria, 35enne, debuttante praticamente perché ha diretto nella Lega Serie A solamente una partita, quella tra Catanzaro e Foggia, con la vittoria del Catanzaro per 1-0. Quinto minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio, con il rilancio di Milinkovic-Savic nel settore di destra, lo stop col pallone che finisce fuori, è andato a cercare di controllare Vlasic, palla uscita e rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana, è stato Obert a operarla da nella zona centrale dove c'è il cambio gioco da parte di Sulemana nella zona di destra per Zappa in profondità alla ricerca ancora di Sulemana che lotta sul pallone, riesce a tenerlo per un attimo, poi lo recupera ancora Sulemana, appoggia lateralmente a destra per Zappa che va ancora in profondità, il movimento di Nandez che tenta di superare il diretto avversario, si tratta di Rodriguez, il pallone finito in fallo laterale, la rimessa in gioco per il Cagliari effettuata su Luvumbo nel duello con in questo caso Buongiorno che ha la meglio, tenta ancora di mettersi in movimento il Torino, chiude molto bene il Cagliari riproponendo la palla avanti, batti e ribatti con Caramù che viene fermato, il rimballone rimane però nel mucchio di giocatori, lo recupera ancora una volta Luvumbo che tenta di partire, supera l'avversario, Luvumbo viene messo giù, l'arbitro non interviene o interviene in un secondo momento, il signor Cosso mi pare che stava prendendo un po' la trassa, scusate il gergo giamaicano, la trassa del non fischiare contro il Cagliari, a favore del Cagliari, stavolta è stato il suo assistente a far notare che c'era stata la trattenuta di Voivoda più volte effettuata. Calcio di punizione che seguiamo prima di dare la linea alla regia, mentre Voivoda ha subito una botta al naso e perde sangue dal naso, c'è calcio di punizione per la squadra cagliaritana, verrà proposto il cross, si è portato avanti Dossena, c'è anche Obert, c'è anche Azzi, c'è Goldaniga e c'è Nandez soprattutto sul pallone pronto a crossare. 6 minuti e mezzo, la rincorsa da parte di Nandez che sta per spedire dentro, parte il suo cross, palla nel mucchio, anticipato Dossena, la palla è per Azzi, il controllo è destro, alto sulla traversa, tentato Azzi, non ha inquadrato lo specchio della porta,
6 minuti e 50, punteggio di 0-0 lì nello studio. È un Cagliari che ci sta provando in questa prima fase dopo aver subito l'avanzata del Torino soprattutto da calcio d'angolo. Adesso un calcio piazzato molto interessante che ha trovato poi la conclusione di Azzi, finita alta sopra la traversa, ma Azzi che comunque ha quel non so che, quell'estro per anche tentarlo una giocata di questo genere, Claudio. Sì, Azzi è molto bravo, è molto bravo ed è anche migliorato rispetto all'anno scorso. Cioè, col passare del tempo questo ragazzo ha preso delle consapevolezze molto importanti, non solo dal punto di vista del saltare l'uomo nell'1 contro 1, ma di farsi trovare nel punto giusto al momento giusto. Va sempre anche a chiudere nei cross laterali da destra e poi è dotato di un calcio formidabile. Quello che mi sta stupendo di più in questi minuti iniziali è che il Cagliari non dà nessun punto di riferimento né con i centrocampisti, perché se tu guardi Nandez non ha un ruolo, oggi non ha un ruolo, sta occupando un po' tante posizioni sia laterale che centrale, ma va anche a pressare gli attaccanti, come vediamo adesso. Sembra quasi che stiamo giocando a 3 in avanti, con Nandez spostato in avanti, e questo è molto interessante perché dimostra che mister Ranieri non ha avuto timore del Torino, di come gioca il Torino. Non gli è interessato, ma ha detto: io ho questi giocatori e voi provate a giocare, noi non vi facciamo giocare, perché anche adesso i 3 centrocampisti, attaccanti, non si capisce, stanno andando sugli loro 3 difensori. Vedremo un po' come continuerà questa partita, una chiave tattica sicuramente interessante, vedremo come si svolgeranno. Intanto ci fermiamo un attimo e lasciamo spazio a pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte. Dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta su Radio Super Sound per seguire Torino-Cagliari. Ci troviamo oltre i 10 minuti, siamo ormai da qualche minuto oltre. È un Cagliari che si sta comportando bene in questo match, abbiamo visto alcune azioni convincenti, ma un Torino che comunque venderà cara la pelle fino alla fine. Sì, assolutamente. Il Torino che sta provando a manovrare ma non riesce, quindi spesso con i 3 difensori che vengono sempre e costantemente pressati provano a buttare la palla in avanti su
su Sanabria, ma che è contenuto molto molto bene da Dossena. Ci sta abituando bene Dossena, anche in queste fasi iniziali è molto attento e sta facendo la sua buona partita. Un'iniziale sfida a scacchi tra due dei tecnici più iconici, se così possiamo dire, perché le loro squadre risaltano soprattutto perché ci sono loro in panchina, diciamo squadre molto operaie, squadre che si aiutano l'un l'altro per unire e arrivare al risultato tutti insieme, allenatori che si sono affrontati e che hanno affrontato le rispettive squadre con diversi score. Ranieri contro il Torino ha allenato in 19 occasioni in cui sono arrivate 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, mentre Juric ha sfidato il Cagliari in 12 occasioni con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, quindi 4 vittorie rossoblu. I due tecnici si sono scontrati in tre appuntamenti e Ranieri ha sempre raccolto i 3 punti contro il croato, quindi questo è un altro dato che vi diamo nel mentre che scorre il match. Il Cagliari sta riuscendo anche a giostrare bene la palla e a scegliere diverse vie di offesa sia da sinistra che da destra che dal centro, proprio quella mancanza di punto di riferimento dà un'esplosività diversa alla manovra rossoblu. Sì, assolutamente. Assolutamente. Io prima della partita avevo il timore, no? Di una squadra neopromossa, chiaramente, che si presenta con 9 undicesimi, se non sbaglio, dell'anno scorso, quindi invece non c'è questa differenza, cioè stiamo giocando alla pari, se non un pochino meglio, in un campo difficile come quello del Torino. Sì, una campo granata che ogni volta che chiunque poi, che siano squadre piccole o squadre grandi, ci si scende in campo, è un po' una partita a sé, è sempre una partita fuori pronostico quasi quella col Torino, perché magari può andare come ci si aspettava, possono essere quelle partite semplici, ma ci sono delle occasioni in cui lo spirito granata riesce a prevalere, soprattutto tra le mura amiche, sospinti da un pubblico che è sempre caldo e sempre molto affezionato. Ma caldo deve essere anche il Cagliari in questa gara, caldo nel cercare di trovare le soluzioni vincenti. Un Macumbu che è arrivato l'anno scorso e ci ha mostrato una grande qualità in Serie B, un giocatore sicuramente superiore. Cosa ne pensi, Claudio, a livello invece di Serie A per il giovane arrivato dal Maribor? Sono molto curioso di vederlo giocare in Serie A, questo ragazzo. Sinceramente l'anno scorso era un pesce fuor d'acqua in Serie B, faceva delle giocate, dei movimenti che raramente vedi in un campionato di Serie B. A volte anche sbagliando, perché la Serie B ti costringe a giocare un pochino più veloce, più aggressiva, e non sono magari nelle sue caratteristiche questi 2 punti qua. Ma in Serie A lui può fare molto bene perché ci sono più spazi, si lascia più la giocata nella zona di centrocampo e lui è molto bravo a guardare soprattutto in avanti. Prima di giocare lateralmente lui guarda la giocata in avanti e se può gioca in avanti. Questo è fondamentale per un centrocampista. Vedremo un po' come andrà Macumbu in questa stagione. Intanto Cagliari, che qualche minuto or sono ha rischiato con una bella incursione di Sanabria, che è andato a tu per tu con Dossena, che ha cercato di proteggere il pallone ma è stato più bravo il giocatore della squadra piemontese a stoppar palla e cercare di metterlo dentro. Per fortuna non è arrivato il compagno a porta sguarnita a toccare la sfera per metterla agilmente dietro le spalle di Radunovic. Un Cagliari che quindi si è salvato e ora deve ripartire in maniera pressante per cercare di cogliere il risultato con delle azioni rapide, forti e di grande intensità, come ci ha abituato a fare, come molti interpreti conosciamo esserne capaci. Come è andata l'ultima azione, Claudio? Un'azione di qualche secondo or sono. Un'ultima azione spaventosa. Sulla sinistra troviamo Nandez, cioè sulla sinistra troviamo Nandez che va in pressione sul loro terzino. Gli porta via la palla con la sua solita aggressività, si accentra e il tiro a giro, il classico tiro alla Del Piero, è stata presa non so con quale parte delle dita dal portiere. Bravissimo a mandarla in calcio d'angolo. Incredibile, bellissimo il tiro del Leon Nathan Nandez, ma forse ancora più bella la parata di Milinkovic Savic, che con le dita è riuscita a mettere via la sfera e mandarla in calcio d'angolo. Prima vera grande occasione del Cagliari. Ancora una volta la pressione di Nandez è una di quelle
delle caratteristiche che più spesso magari dimentichiamo, ma che molto spesso anche a rivedere i gol dell'anno scorso ci ha portato poi a segnare delle reti importanti. Assolutamente, perché qui ha fatto una pressione molto importante, molto forte, attenzione, senza commettere fallo, perché i giocatori del Torino reclamavano il fallo. Invece lui gli ha portato via molto, con la sua classica aggressività è riuscita a sfornare questo tiro che è molto 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 bello. Una cosa importante che vorrei dire, cioè io non Nandez in quella posizione potrebbe essere veramente la chiave di questo Cagliari, perché non dà nessun punto di riferimento, così come Luvumbo e così come Oristano. Luvumbo lo stesso lo troviamo a destra, a sinistra e in fase centrale. Per una difesa, soprattutto per una difesa a 3, è molto difficile leggere queste situazioni, soprattutto se non ti aiutano i due centrocampisti del Torino, che sono sì molto tecnici, ma a livello di aggressività diciamo che non è la loro caratteristica migliore. Peccano un po', diciamo che il Torino è fatto un po' a cipolla, mettiamola così. In difesa sono tutti dei difensori rocciosi e comunque hanno nelle loro caratteristiche di anticipo, di marcatura, le loro qualità migliori, mentre a centrocampo si preferisce un po' più un piede educato per aver meno copertura, meno filtro, nonostante comunque Ilic sia un ottimo interprete anche da quel punto di vista, come abbiamo visto a Verona. Un Cagliari che adesso soffre qualche avanzata, anzi ha sofferto qualche avanzata di troppo del Torino, per fortuna sventata dalla retroguardia un po' in affanno, ma speriamo si possa riprendere nei prossimi minuti e ce lo facciamo raccontare da Vittorio Sanna. Colpo di testa di Schurz, palla che passa 1 metro alla destra del portiere. Abbiamo corso un serio rischio con questo calcio d'angolo, ma il tutto, sia l'azione precedente con il salvataggio del Cagliari che lo stesso calcio d'angolo, è nato da una spinta subita da Sulemana in un duello aereo che questo signor Cosso, che ripeto non si sa neanche dove è nato, se vai a cercare da dove arriva quest'arbitro, ha del tutto ignorato. E siccome abbiamo visto anche i danni fatti dai debuttanti, io spero veramente che non ci sia capitato colui che farà una partita, 2 partite in tutto e poi verrà rimandato a casa a fare altro mestiere, perché effettivamente la spinta subita da Sulemana nel duello aereo era evidentissima e l'ha trascurata del tutto. 19° minuto col punteggio sullo 0-0, con un Cagliari che regge bene e col Torino che adesso tenta di impostare partendo dalla sua linea di difesa, pallone che viene fatto ruotare a Buongiorno verso destra, il tocco largo a destra ancora in direzione di Bellanova in verticale, cerca di accentrarsi, il ruba palla Sulemana, pallone che ha tentato di dare in verticale, purtroppo intercettato. Sulemana che va ancora a recuperare, porta avanti il pallone da Luvumbo che si accentra, porta avanti la palla, punta sull'avversario, ancora Luvumbo desiste dal cercare l'affondo, da quindi ad Azzi che va al cross, palla all'interno, il colpo di testa di Rodriguez, dall'altra parte la caccia del pallone Caramu insieme a Goldaniga che gli toglie il pallone, il cross di Goldaniga, l'appoggio, o meglio lo stop tentato da Oristano che non è riuscito a girarsi, cerca ancora l'appoggio su Macumbu per Azzi per Nandez, il cross di Nandez, la presa di Milinkovic-Savic. Vi vado contro in merito alla soluzione tentata da Nandez in precedenza, perché a mio giudizio, vista la stazza da parte di Milinkovic-Savic, il tiro a giro alto è la soluzione che secondo me non doveva essere adottata. Sei davanti al portiere, uno di 2 metri, prima di raggiungere la terra ce ne mette di tempo e probabilmente devi tentare il tiro forte rasoterra e non il tiro a giro, dove il giocatore è così alto, che peraltro figlio di pallavolisti, è andato a prendere con una certa facilità, andando a fare un mano fuori che somigliava proprio al mestiere dei genitori. Ora la rimessa con le mani in favore del Torino in zona d'attacco, il passaggio all'indietro, il controllo e ancora il tocco all'indietro per Rodriguez, da questi in direzione di Ricci che è un po' il playmaker della squadra, anche lui rallenta, dà all'indietro, inizio di Buongiorno, il Torino che cerca di ragionare con il Cagliari schierato, pallone ancora dato in profondità per il duello tra Dossena e il diretto avversario. Dossena non va per il sottile, ribatte il pallone insieme al giocatore, ancora un colpo di testa all'indietro del Torino, ancora il pallone che ruota e ancora un retropassaggio verso Milinkovic-Savic, da questi ancora verso Rodriguez. Il Torino che insiste nel tenere il pallone del gioco, ma il Cagliari è molto compatto che non gli dà la possibilità di affondare. Ancora il tocco all'indietro per Buongiorno, da questi a destra per Schurz,
quindi ancora largo per Bellanova, che ritorna sul suo portiere a testimoniare un po' la resa. Il Torino che non trova sbocchi, il Cagliari che per ora tenta di ripartire senza riuscire a trovare la via del gol, che comunque ha sfiorato. Partita equilibrata, anche se i pericoli forse maggiori li ha avuti il Cagliari sui calci piazzati, in particolare break del Cagliari. Nandez dà ancora per Zappa che alza la testa, non riesce immediatamente sull'affondo, torna su Nandez che poi va a cercare Ristanio, pallone che sfila Milinkovic-Savic lì nello studio. Eh sì, un Cagliari che ci sta provando quindi in questo inizio di gara, una formazione di Ranieri che soffre un po' i calci d'angolo, ma l'abbiamo detto, Juric è un tattico, Juric vive di queste situazioni e prepara questi calci piazzati a iosa, diciamo così. Sì, assolutamente, è una delle caratteristiche migliori del Torino. Contro la partita che hanno fatto in Coppa Italia contro il Ferral Pisarò, su calcio d'angolo penso che hanno preso la palla il 100% delle volte. Calciano molto bene e si muovono molto bene in area. Nel colpo di testa precedente non ha tenuto bene il giocatore Makumbu, che si è fatto sfilare la palla sopra la testa e abbiamo rischiato tanto. Sì, se poi penso anche ai componenti della squadra del Torino, sono tanti gli interpreti che sono andati a segno nella scorsa stagione e molti con calci piazzati. Pensiamo a Schurz, ma anche a Buongiorno, così come Sanabria, che è uno dei principali, e gli altri sono coloro che imbastiscono e preparano la situazione. Ma anche dai difensori centrali il Torino ha tratto tanto vantaggio. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo coprire bene ogni possibilità che viene data su palla inattiva, e di conseguenza dobbiamo cercare di non lasciare spazi a una squadra organizzata, attenta e che è pronta a farci male proprio in quel tipo di situazioni. Abbiamo parlato del direttore di gara Cosso, Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria, l'ottava direzione nella massima serie. Ha arbitrato il Cagliari in occasione della sconfitta interna contro il Venezia per 1-4 della scorsa stagione di Serie B. Il Torino invece è stato arbitrato dal direttore di gara di Reggio Calabria solamente in un'occasione, nella vittoria esterna per 3-1 sull'Empoli del maggio 2022. Un arbitro abbastanza nuovo a questi palcoscenici, Claudio. Diciamo che lascia giocare, perché come sta fischiando poco per noi, stesso discorso sta facendo per il Torino, perché la conclusione di Nandez prima ci poteva essere il dubbio del fallo, lui comunque ha lasciato correre, quindi un arbitro che non si fa magari ingannare dalle cadute dei giocatori. Vedremo chiaramente come va avanti la partita. Vedremo, sì, anche perché una delle tattiche usate di più soprattutto dai difensori, ormai negli ultimi anni si è calcificata questa usanza di cadere a terra ogni qualvolta si sente il contatto con l'attaccante, anche un po' in maniera esagerata. Diciamo che in questo modo si toglie molto al pressing che una squadra può compiere. Sì, assolutamente, perché se la stessa caduta l'avesse fatta 50 metri più avanti non te la fischiano mai la punizione, no? Invece in quelle situazioni cercano di agevolare il difensore, ed è una cosa che non ho mai capito, perché non c'è fallo, sei solamente pressato, no? Senza l'uso delle mani, e quindi neanche lo stai spingendo, quindi è inutile un po' questo tuffo. Sì, anche perché poi il compito del difensore è quello di recuperare palla e rigiocare la palla immediatamente, non deve perdere tempo, diciamo così, a coprire pallone o a fare delle azioni del genere. Di conseguenza è anche un comportamento irrispettoso nei confronti dello sport in sé. Un Cagliari che ci sta provando in questa trasferta, un Torino che è organizzato. Il Torino muove molto bene la palla su tutto il fronte, anche lui, perché anche Voivoda, che è un giocatore che si è fatto magari vedere meno nel corso degli anni, è un esterno capace, dotato di un ottimo cross. Sì, è un giocatore diligente, molto attento, fa sempre la cosa giusta senza mai esagerare. È un giocatore che mi è sempre impressionato proprio per la sua condizione mentale, la sua condizione tattica, oltre che chiaramente tecnicamente un buonissimo giocatore. Ci ha provato Ilic qualche minuto or sono, tiro da fuori che è terminato di poco al lato alla destra di Radunovic, un Radunovic che comunque sembrava sulla traiettoria, ma questa è una
una delle possibilità che il Torino sfrutta maggiormente. Abbiamo parlato del suo centrocampo leggero, ma un centrocampo che poi da fuori può effettivamente tentare il tiro. Sì, assolutamente. Ilic è dotato di un grande tiro. Ilic è un ragazzo giovanissimo, non pensavo avesse soltanto 22 anni, ed è dotato oltre di grande inserimento ma anche di un grandissimo tiro. Stesso discorso per quanto riguarda Ricci. Nei calci piazzati loro, perché sono anche bravi, oltre a muoversi bene, ti piazzano due giocatori fuori dal limite dell'area che se gli arriva la palla possono fare male. Sì, le hanno più, perché oltre a Ricci abbiamo detto Ilic, ma possiamo dire anche Vlasic, un Sanabria da fuori area, comunque un giocatore che si fa pregare per tentare il tiro, ma così come lo stesso Voivoda di cui stavamo parlando inizialmente è uno di quei giocatori che poi va a tentare la conclusione ogni qualvolta ne abbia la possibilità. Un Torino che è organizzato molto su diciamo i fondamentali di Juric, perché di anno in anno la squadra cambia poco, ma cambia sempre in funzione di qualcosa in più che vuole esprimere l'allenatore. Sì, assolutamente. Poi lui è uno che a cui gli piace sperimentare anche, però sempre sulle sue idee. Cioè, lui è un allenatore che fa abituare i suoi giocatori alla sua mentalità, al suo modo di giocare, non il contrario. Però lo fa bene. Evidentemente in allenamento prepara benissimo i ragazzi, prepara benissimo la partita, coinvolge tutti i ragazzi. Poi è vero, è una persona che nelle interviste ha delle uscite un po' spiacevoli anche nei confronti degli stessi giocatori, perché l'intervista che ha fatto prima della partita dove dice che la squadra è nettamente inferiore a quella dell'anno scorso non è un bene da leggere per un tuo giocatore. Sì, ma diciamo è sempre stato spinoso anche nei confronti, come avevamo raccontato in apertura, di Radonic l'anno scorso. C'erano stati dei battibecchi pesanti, anche delle dichiarazioni abbastanza lesive per il carattere di un giocatore, per il numero di un giocatore, fatte dal proprio mister in conferenza stampa. Vedremo se la strigliata di Juric sarà servita ai suoi o se il Cagliari confermerà la tesi espressa prima della partita dal tecnico croato. Noi intanto ci fermiamo un attimo per dar spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Partita rocciosa come ci si aspettava, quella Torino e Cagliari, una match che si sta giocando molto sull'agonismo, sugli scontri, quando può, quando c'è lo spazio, fa tralasciare giocate di ottima qualità, dobbiamo dire, abbastanza divertente nonostante lo 0-0 questa partita, Claudio.
Sì, è molto divertente, soprattutto per gli spunti tecnici e tattici che ti dà questa partita. Il Cagliari che ha abbassato un attimino la pressione sui tre centrali, motivo per cui il Torino ha un pochino alzato il baricentro e riesce più velocemente a portare la palla verso i due trequartisti. Ma abbiamo i difensori che sono molto attenti e molto aggressivi, come lo ricordavi tu. Cioè nella prima pressione, se non andiamo a prendere palla, comunque siamo sull'uomo e costringiamo la giocata all'indietro. Noi invece ci stiamo esprimendo un po' più quasi spezzettati, diciamo che manca un po' il collante nella manovra, si arriva al centrocampo e si cerca di sfruttare anche la velocità di Dovumbo, perché è una di quelle caratteristiche che va azionata e se la si inizia, la si attiva nel modo corretto può essere letale sia in funzione di falli potenziali sia in funzione proprio di arrivo alla conclusione, arrivo a metter paura a Milinkovic-Savic. Un Cagliari che ci sta continuando a provare con un po' meno intensità, come ha detto da Claudio, ma diciamo sta aspettando forse la fine del tempo per dare l'ultima sgasata. Sì, perché poche volte siamo riusciti a dare palla e a mettere in condizione Oristagno e Luvumbo di fare un 1 contro 1. Spesso anche il Torino, chiaramente il Torino è molto aggressivo, quindi spesso ricevono palla di spalle e anche loro sono costretti a giocare all'indietro. Sta facendo meglio in questi ultimi minuti il Torino, soprattutto con Caramò, perché anche prima sull'azione molto pericolosa che ha fatto il Torino è stato proprio Caramò con la sua velocità a superare due linee la linea di centrocampo e la linea difensiva dei Cagliari. Sì, molto bravo, è andato quasi con un tunnel qualche minuto fa contro Goldaniga per autolanciarsi verso la porta difesa da Radunovic. È un Caramò davvero in forma che sta cercando in ogni modo di mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù, anche grazie probabilmente all'occasione che gli è stata concessa dal suo mister di iniziare tra gli 11 questo esordio in 2023-2024, un campionato che è quindi alle porte, una penultima gara di questa prima giornata che è ormai avviata e noi andiamo a sentire il commento tramite la cronaca di Vittorio Sanno. 33esimo minuto che sta per scadere con l'avanzare a destra di Zappa, sempre 0-0 il punteggio, con Zappa che scavalca la linea centrale del campo. Cagliari che si affida molto spesso al lancio avanti nella speranza che Oristagno e Luvumbo arrivino prima sul pallone, ma la cosa sta accadendo mai, praticamente dobbiamo aspettare che questi due attaccanti riescano a trovare il tempo di arrivare per primi sulla palla, altrimenti c'è la ribattuta dei più atletici difensori del Torino. Pallone ancora giocato all'indietro nella zona di Dossena che può allargare a destra su Goldaniga, che poco fa ha faticato parecchio nel controllare Caramò. Palla ancora avanti in verticale alla ricerca di Oristagno, c'è contatto con Oristagno che va giù, ma con Milinkovic-Savic che era in vicinanza. Rimane a terra Oristagno nello scontro con l'avversario, si è rialzato ora. Niente di grave per il giocatore del Cagliari. Torino in verticale, la palla per il suo attaccante, il numero 9 Sanabria, che si allarga sulla sinistra per mettere in movimento Rodriguez. Avanza Rodriguez, tocco largo ancora a sinistra per Voivoda che è giunto sulla tre quarti, punta su Makumbu, ancora Voivoda che tiene il possesso della palla, finge il cross, gioca con la pianta del piede, il pallone lo tiene a più riprese, poi ha cambiato gioco, tentativo di affondo, attenzione col pallone dentro l'area, fermato in questo caso Schurz, può ripartire il contropiede rossoblù con Nandez che però è costretto a evitare il pressing rientrando, e la palla adesso per Sulemana, poi Makumbu, si può distendere il Cagliari, a destra c'è Zappa, rallenta Makumbu, Zappa viene seguito solamente ora, bisogna velocizzare maggiormente l'azione per sfruttare queste occasioni. Ancora Makumbu, si propone Sulemana, Makumbu invece ancora una volta esita. Non sono questi i ritmi di Serie A e questo Makumbu lo deve imparare presto, deve assolutamente trovare almeno un tempo e mezzo in più per riuscire a giocare nella massima serie. Azzi tiene il possesso di palla, viene incontro Oristagno, Azzi però desiste anche lui nei tempi di giocata, ed ecco il Cagliari cosa deve migliorare, è proprio questo, c'è nell'insieme, c'è il meccanismo, c'è la struttura, ma deve velocizzare molto, deve diventare automatismo e deve velocizzare, perché il salto di categoria lo vivi soprattutto nel ritmo della partita. Il pallone a destra nella zona di Zappa, il controllo e poi il lancio sulle lungolinee di destra, palla per Luvumbo che stoppa il pallone, attaccato da Rodriguez che peraltro lo trattiene, lo manda giù, incrocia bene però stavolta Oristagno che tende ad andare via,
altra trattenuta e cartellino giallo all'indirizzo del difensore. Finalmente all'indirizzo di Buongiorno, ottima la combinazione tra Luvumbo e Oristanio, e poi Buongiorno è andato a trattenere per il braccio Oristanio, e da qui il primo cartellino giallo della partita a danno del Torino quando siamo al 36esimo minuto. C'è calcio di punizione per il Cagliari, buona la combinazione tra Luvumbo e Oristanio. Diciamo che Buongiorno ha pagato probabilmente anche il precedente fallo subito anche da Luvumbo e Oristanio, tutti e due molto molto guizzanti quando si devono voltare per andare verso la porta rispetto alla struttura fisica, ve l'abbiamo detto prima, del Torino. Quindi se riesci a arrivare per primo col pallone, lo metti giù, chiaramente puoi mettere in difficoltà i difensori, che altrimenti difficoltà non ne hanno se invece il pallone arriva alto. Calcio di punizione affidata ad Oristanio, con lui sulla palla c'è anche un altro giocatore, ma sembra essere proprio Oristanio intenzionato a battere verso la porta di Milinkovic Savic. Barriera di 4 uomini disposta dal Torino, se ne aggiunge un quinto. Milinkovic Savic che studia la situazione, vediamo la battuta che il Cagliari sta preparando con Milinkovic Savic che ha disposto la barriera e con Oristanio pronto a calciare. 36 minuti e 40, la rincorsa da parte di Oristanio con l'arbitro che ha messo la barriera alla distanza dovuta. La rincorsa di Oristanio, parte il suo tiro a giro altissimo sulla traversa, linea allo studio. E ci ha provato quindi Oristanio con la conclusione da palla inattiva, non è stato fortunato in questo frangente, ma un Cagliari che sta provando con i suoi guizzi a mettere almeno in affanno la difesa del Torino, che abbiamo detto essere molto difensiva ma abbastanza lenta quando poi si fa sull'1 contro 1. Lenta, infatti risulta fondamentale far arrivare il prima possibile la palla verso i due giocatori che abbiamo in attacco, Luvumbo e Oristanio, in modo che possano, nel momento stesso in cui si smarcano, possano andare a puntare l'avversario. Infatti Oristanio ha fatto proprio questo, adesso la punizione se l'è guadagnata così. Ha detto una cosa fondamentale, Vittorio: in Serie A ti lasciano lo spazio per giocare, questo ingolosisce il giocatore e ti spinge a fare più tocchi, ma facendo più tocchi l'altra squadra, l'avversario, chiude qualsiasi spazio. Quindi i tuoi due attaccanti vengono pressati subito, non hai soluzioni e rischi di giocare la palla o indietro o laterale e vai a perdere. E questa è la grande differenza che c'è tra la Serie B e la Serie A. E infatti è qua che dobbiamo migliorare, è qua che gli interpreti che abbiamo portato dallo scorso campionato devono trovare una quadratura un po' più dinamica, un po' più veloce nelle decisioni e nel svolgimento poi delle trame offensive. Un Torino che, non abbiamo detto in precedenza, il Cagliari si è presentato con 9 decimi della squadra l'anno scorso, il Torino con 10 undicesimi, ha cambiato praticamente solo Bellanova, una squadra rodata che infatti anche se in affanno davanti all'individualità del Cagliari, alla velocità, al guizzo degli attaccanti, riesce a riorganizzarsi in modo molto veloce. Assolutamente, dobbiamo tenere conto di questo aspetto, che è un aspetto fondamentale. È la prima vera partita che il Cagliari gioca, perché anche in Coppa Italia abbiamo giocato contro il Palermo. Si è vista una differenza già lì abissale. Oggi stiamo giocando con una squadra dove 10 giocatori su 11 avevano già giocato il campionato di Serie A l'anno scorso e noi siamo 9 undicesimi che veniamo da un'abitudine del campionato di Serie B, perché inevitabilmente, se tu ti fai una stagione di Serie B, prendi quei ritmi e quelle giocate. Ma effettivamente poi è anche difficile, perché nel corso della scorsa stagione c'è stato il periodo di ambientamento al modo della Serie B, c'erano troppi giocatori che giocavano in modo da Serie A e invece una volta imparata, diciamo così, la dottrina della serie cadetta, si è dovuti tornare a quel diktat invece un po' più dinamico, un po' più tecnico, un po' maggiormente improntato su anche le individualità che ci sono nel nostro campionato, ma che comunque richiede un lavoro corale che è assoluto, anche perché la tattica non va mica in vacanza. È vero che si gioca di più, ma il campionato italiano è uno dei campionati in cui la difesa, l'esperienza dell'allenatore nel mettere in campo, disporre i propri uomini risulta più fondamentale. Assolutamente, siamo riconosciuti nel mondo, ahimè, per questo, per il calcio troppo tattico italiano. Appunto per il discorso che abbiamo fatto, io mi reputo soddisfatto del primo tempo del Cagliari, perché c'è solo da migliorare, ma
ma abbiamo fatto fino adesso una buonissima partita, un buonissimo primo tempo. Sì, direi sugli scudi probabilmente è Nandez oggi, perché davvero quel ruolo non ruolo che sta ricoprendo praticamente da aiuto, da colla tra l'attacco leggero che abbiamo e il centrocampo, il reparto difensivo, è importante, sta portando i frutti. Abbiamo visto un paio di volte anche cercare Nandez che veniva incontro alla palla, e Nandez quasi da pivot di calcetto, spalle alla porta, serviva i compagni sulla fascia. Davvero una soluzione interessante, che a questo punto speriamo di vedere adottata da Ranieri in questo campionato abbastanza spesso, anche per continuare a non dare quei punti di riferimento di cui parlavamo prima. Sì, è una buonissima soluzione. Era quello che ci mancava inizialmente l'anno scorso, nella prima parte di campionato, dove avevamo dei giocatori statici, giocatori messi in campo in modo statico, quindi facilmente prevedibile la manovra, facilmente marcabili i giocatori, eccetera eccetera. Poi Ranieri è stato molto bravo a cambiare questo modus operandi della squadra. Quest'oggi, ripeto, dobbiamo dare forse quella velocità di passaggio in più, quella verticalizzazione per permettere ai due attaccanti di puntare l'uomo, perché se puntano l'uomo sia Oristanio che Luvumbo li saltano sistematicamente. E nel secondo tempo potremo vedere anche un cambiamento nel modo di giocare del Cagliari, anche a seconda di ciò che adotterà Juric al suo Torino, in una prima frazione che è stata veramente combattuta da entrambe le compagini, con un Torino un po' più continuo, diciamo così, nella sua manovra, un Cagliari che invece a sprazzi, così come il suo attacco, si è fatto vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, mettendolo anche parecchio in difficoltà. È una partita serrata, possiamo dire che a livello di centrocampo Sulemana si sta comportando abbastanza bene in questa prima frazione. Sì, assolutamente, sta andando a pressare, sta giocando bene la palla, non si fa trovare nella stessa posizione per più di qualche secondo, e sto guardando soprattutto lui, è un giocatore molto interessante. E poi sta adottando quel tempo in meno di che stavamo chiedendo a Macumbu, quando stoppa la palla è più sicuro nel controllo, ma un po' più è un po' più claudicante, diciamo così, nella conduzione del pallone, mentre Sulemana è rapido, guarda subito dove deve dare il pallone, anche non mostrando grandi velleità, sta facendo comunque grande efficacia lì in mezzo al campo. Speriamo possa continuare così, un ragazzo di prospetto arrivato dal Verona che inseguiamo da un po' e che in tanti ci hanno fatto i complimenti per questo acquisto, perché dovrebbe essere davvero un giovane in prospettiva che può fare bene tra i rossoblù. Sì, lo sta dimostrando. È un po' l'impressione che mi aveva dato Macumbu inizialmente l'anno scorso e Azzi quando è arrivato, quindi sicuramente è un giocatore che può crescere, può diventare anche un punto di riferimento importante per il centrocampo del Cagliari. Vediamo se nel corso del secondo tempo riuscirà, o anche in questa prima frazione riuscirà a mettersi in mostra un Cagliari che qualche minuto or sono ha subito un'altra offensiva del Torino, sventata grazie al lavoro un po' di tutta la difesa, una serie di deviazioni, ma palla poi che è stata respinta, con invece una squadra ospite che però quando il Torino riparte stiamo battendo un po' più la fiacca, si sente un po' più la stanchezza in questi ultimi giri d'orologio, Claudio. Sì, non riusciamo più ad uscire, c'è la squadra lunga e dobbiamo tenere un attimino la palla, anche Radunovic dovrebbe tenere un attimino la palla per far rifiatare. Abbiamo speso tanto nei primi 25 minuti con il pressing adottato, quindi anche Radunovic, invece che buttare questa palla in avanti e non la prendiamo mai, dovrebbe un attimino avere più coraggio e giocare la palla e fare più giri palla per consentire ai giocatori di rifiatare un attimo. Assolutamente, stiamo andando verso la conclusione della prima frazione, una prima frazione che sicuramente avrà dei minuti di recupero, ormai lo sappiamo, Claudio, quando in questo metodo di recupero praticamente di tutto il tempo effettivo entrambe le metà di gara saranno caratterizzate da un extra time importante. Ci ha provato qualche secondo fa Oristanio con una bella incursione sulla sinistra, ha tentato poi il tiro, peccato, di poco al lato. Bellissima giocata di Oristanio che spalle alla porta è riuscito con un tacco a far passare la palla, bellissima giocata da rivedere sicuramente. Davvero un giovane prospetto che potrà meravigliarci, lo speriamo, ma intanto andiamo a farci raccontare i minuti finali di questo primo tempo dalla voce del Cagliari, da Vittorio Sanna. Scocca il 45esimo, vedremo tra poco il tempo di recupero, l'arbitro che intanto fischia per
calcio di punizione? Sì, sono 2 minuti di recupero, l'arbitro che ferma il gioco, ha fischiato a Vanvera, ha interrotto il gioco e ha dato il pallone adesso al Torino. Ed ecco che iniziano i 2 minuti di recupero col pallone verso sinistra. Caramo, certamente il più pericoloso del Torino in questo primo tempo, tiene ancora il possesso di palla, da all'indietro, poco fa Olistani, avete detto bene, peccato che non abbia visto al centro i giocatori liberi. E poi c'è un equivoco tattico di cui parleremo nell'intervallo, a mio giudizio, perché se il Cagliari aveva già pensato di rivolgersi al lancio lungo, non avere uno spizzicatore di palloni è un difetto che è un difetto in chiave tattica, perché Olistani e Luvumbo non possono fare questo genere di gioco, e quindi stai mandando, quando mandi il pallone alto, lo stai mandando in bocca ai difensori del Torino. Nel frattempo Torino che attacca nel settore di sinistra con Voivoda, punta Zappa, cerca di servire all'indietro, attenzione, controllo e passaggio dentro per il movimento ancora della squadra granata, l'ultima chiusura di Zappa che manda in fallo laterale. Il primo minuto di recupero è andato via, c'è il secondo, Zappa che scuote un po' la testa, non sappiamo per quale motivo, qual è la chiusura che non ha funzionato. Voivoda all'indietro, ancora il tentativo del Torino, nuovo duello con Zappa, cerca di spostare la palla, Zappa lo marca, alla fine la palla è all'indietro, ancora una volta esce dalla tre quarti per ripartire nella rotazione, ma c'era una posizione irregolare di fuorigioco e quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana. Scuote la testa il signor Cosso perché non ama essere contestato, l'abbiamo visto più volte che praticamente quando qualcuno gli annota delle eccezioni lui se la prende un pochino e scuote la testa come dire ma chi volete prendere in giro. E c'è il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana con Radunovic che sembra accontentarsi di aspettare il tè caldo, direbbe qualcuno, e infatti ancora non ha battuto il calcio di punizione, il braccio alzato il direttore di gara, ma scocca anche il 47esimo, solo ora batte Radunovic, palla al di là della linea centrale del campo, l'ennesimo lancio lungo che Luvumbo non può prendere. Ecco, se questa è la partita, se la lettura è corretta, nel secondo tempo bisogna iniziare subito con l'inserimento o di Shomurodov o di Pavoletti. A voi. Sì, saranno necessarie delle mosse tattiche in questo senso, anche se ci si vuole continuare a affidare a questo stile di gioco per il Cagliari, che conclude quindi una prima metà di gara sul risultato di 0-0, un primo tempo sicuramente divertente in cui entrambe le compagini hanno cercato di mettersi in mostra, il come ha detto in precedenza il Cagliari in maniera un po' più arrembante, diciamo sconclusionata, mentre il Torino con grande ordine e grande attenzione dettata dal suo allenatore. Noi ci fermiamo un attimino per lasciare spazio alla pubblicità e poi torniamo per commentare questo primo tempo tra Torino e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. 0-0 il parziale tra Torino e Cagliari allo scoccare del 45esimo minuto. Le due squadre si sono tornate negli spogliatoi per riposarsi in vista della seconda metà. Chiediamo subito un commento specifico, diciamo anche a livello di fasi, perché questo primo tempo l'ho visto molto in questa chiave. Vitto, cosa ne pensi?
Sì, penso che Ranieri aveva concepito una partita diversa, probabilmente pensava di poter uscire dal proprio guscio con dei palloni bassi per mettere nelle condizioni Olistanio, Nandez e Luvumbo di partire palla a terra per puntare le torri del Torino. Invece così non è stato, di fronte alle difficoltà del Cagliari ad allontanare la palla tenendola nel centrocampo, facendola uscire con la palla al piede, il lancio lungo non è certo quello che premia il tentativo d'attacco della squadra cagliaritana. Una variante che potrebbe essere corretta con l'inserimento di un giocatore un po' più prestante sul piano del gioco aereo. Certamente in questo senso Pavoletti potrebbe essere il giocatore, ma troppo presto anche per poterlo fare, perché significherebbe bruciare uno tra Olistanio e Luvumbo, che invece avrebbero l'occasione e possono avere ancora l'occasione per mettersi in mostra. Dobbiamo dire che tra i due quello che si è messo più in mostra è stato Gaetano Olistanio, certamente più capace di interpretare anche tecnicamente la partita, di capire come affrontare l'avversario, se vogliamo più esperto nel gioco con i difensori che tentano di trattenerlo, di spingerlo. Abbiamo visto più volte Luvumbo perdere palla banalmente sul tocco sul piede d'appoggio da parte di Bellanova, considerando che l'arbitro non fischia ogni contatto, con la spintina che lo ha sbilanciato, cioè con tutte quelle giocate di esperienza che il difensore in Serie A fa e che non ti permette di poter giocare il pallone senza che nessuno ti disturbi. Da questo punto di vista ha vinto certamente il confronto Olistanio, che si è mostrato più scaltro di Luvumbo, pur essendo meno veloce del giocatore angolano. Dobbiamo dire invece che è mancato Olistanio in quella che è la rifinitura. Ha tentato una grandissima giocata quasi nel finale, ma su quella palla un po' di lucidità in più sarebbe servita per tentare di capire chi c'erano i compagni al suo fianco per sfruttare l'occasione. Detto questo, bene nella fase di interdizione, soprattutto a centrocampo Suleimana è stato capace di vedere il gioco e ha giocato decisamente meglio di Makumbu, a cui è affidata la regia della squadra e che, pur non giocando male, cioè pur non sbagliando dei palloni, ha dato un ritmo blando al centrocampo, e questa forse è la ragione per la quale non si è usciti col pallone a terra invece che col pallone lungo. Dall'altra parte in difesa grande prova di Dossena, ancora una volta la conferma della sua capacità, e dobbiamo dire bene Goldaniga quando non ha avuto a che fare con Caramò. Caramò è certamente stato il giocatore più pericoloso del Torino, quello che dobbiamo tenere d'occhio, perché 2 volte è andato via in scioltezza e per 2 volte ci ha messo veramente nei guai. Dobbiamo stare molto attento a lui e i calci piazzati, perché l'altro elemento che ci fa temere ad ogni prospettiva sono i calci d'angolo e i calci punizione, dove il Torino è una squadra strutturata e con giocatori possenti. Peraltro anche nei calci piazzati paghiamo la presenza contemporanea di Luvumbo e Olistanio e non la presenza di uno tra Shomurodov e Pavoletti, che darebbero una mano in questo senso anche in chiave difensiva. Mosse di Ranieri quindi quasi annunciate, Claudio. Pensi che ci si sceglierà una punta, magari non subito, ma a poco nel secondo tempo? Sì, secondo me sì, perché nel momento stesso in cui tu non riesci più a giocare a palla a terra e lanci la palla lunga verso il punto di riferimento, devi per forza di cose mettere uno dei 2 giocatori. Nonostante noi stessimo lanciando comunque la palla lunga e veniva respinta dai loro difensori, non riuscivamo neanche ad accorciare sulle seconde palle, quindi era un'improvvisazione degli ultimi 15-20 minuti che ci è andata contro. È vero anche che non hanno avuto azioni da gol se non su palle nativa. Sono stati bravi e sono stati molto bravi i nostri 3 difensori e i nostri 2 centrocampisti a fare anche da schermo. Ok, però si è vista proprio due partite in un primo tempo. Un Cagliari molto aggressivo nei primi 25 minuti, che stava facendo molto bene in fase proprio di pressione. Un Cagliari completamente diverso negli ultimi 20 minuti, dove non riusciamo più ad accorciare sulle giocate degli avversari. Abbiamo parlato delle possibili scelte di Ranieri. Vito, invece ti chiedo quali possono essere quelle di Juric, o quali ti aspetti dall'allenatore dei padroni di casa per cercare di sbloccare questo match. Ma secondo me Radonjic è uno dei giocatori che metterebbe in campo. Secondo me la staffetta è già prevista e secondo me rischia di uscire Vlasic e non Caramò, perché sta giocando decisamente meglio. Quindi il dualismo diventa un dualismo tra i 2 giocatori, tra Vlasic e Radonjic, che sono i 2 giocatori che dovevano giocare insieme all'inizio della partita. Certamente questo. Poi in panchina comunque non mancano le alternative a Juric, perché a Tamese da mettere in mezzo al campo, a Linetti, a Vera
Verdi che può essere un altro fantasista, ha Pellegrini nella zona d'attacco, quindi effettivamente il Torino ha diversi cambi a disposizione. Noi non ne abbiamo altrettanti, almeno per adesso, anche se poi non sono da meno la possibilità di mettere Shomurodov, però ecco, il fatto di non avere schierato Pavoletti o Shomurodov ti mette anche in difficoltà da questo punto di vista, cioè nel senso che speriamo di non doverli utilizzare tutti e due. Perché dico questo? Perché nel momento in cui dovessimo inserire Shomurodov e Pavoletti significa che il risultato non è a nostro favore. Solamente in quel caso tu metti dentro due attaccanti di peso e ti manca invece l'alternativa come giocatore agile, quindi devi essere anche molto bravo a leggere la stanchezza dei calciatori che rimangono, cioè nel momento in cui dovrai scegliere di inserire la punta pesante dovrai scegliere bene anche chi sostituire, se Oristani o Luvumbo. E poi a mio giudizio oggi vedremo già da oggi in campo Prati, perché in una partita come questa il centrocampista che si inserisce e il centrocampista che riesce a calciare può essere una soluzione. Attenzione, questa soluzione, anche se in chiave difensiva, potrebbe averla anche De Iola, sia sui calci piazzati sia col tiro da fuori, quindi alternative in qualche modo ci sono anche per il Cagliari. Non mancano chiaramente i tanti infortunati, però diciamo che già dal punto di vista del numero di calciatori cominciamo ad avere la possibilità di avere scelte di Serie A e non scelte di Serie B. Completamente d'accordo con te, Vito. Sinceramente sono tante le opzioni che abbiamo in panchina. Vedremo quali sceglierà Claudio Ranieri per scardinare un po' questa armata granata che fino a questo momento è riuscita a mantenere il pareggio in casa e ha cercato in più occasioni di offendere. Una panchina forte, un Prati che è stato voluto tantissimo dal Cagliari, l'acquisto più costoso della storia della Serie C. Claudio, cosa ne pensi di questo campione, perché è quasi campione con l'Italia Under 20, ma di questo ragazzo di ottima prospettiva che già l'anno scorso ci aveva fatto soffrire con un assist assurdo? È un giocatore importante, un giocatore su cui il Cagliari ha puntato tanto, è un giocatore che con i suoi inserimenti può fare male, perché ripetiamo che il Torino ha due centrocampisti statici, due centrocampisti che non fanno dell'aggressività il loro punto di forza, quindi potrebbe essere anche una soluzione molto interessante. Poi sono anche d'accordo con Vittorio sull'eccellente partita di Sulemana, che sta facendo decisamente meglio di Makumbu. Sì, toglieresti più Makumbu che Sulemana in un ipotetico cambio a centrocampo? Sì, sta dando anche più copertura. C'è stata un'azione dove l'esterno destro opposto nostro su cross laterale sinistro non c'era e Sulemana ha fatto uno scatto per coprire quella posizione e poi è andato anche a recuperare palla, quindi una chiave tattica molto interessante da parte del ragazzo. Vedremo quali saranno le scelte di Claudio Ranieri. Vitto, le squadre stanno per tornare in campo, oggi dai un ultimo commento. Ma il commento lo do sulla base di quello che abbiamo detto, cioè se ci siamo soffermati a parlare di Oristani o meglio di Luvumbo, di Sulemana meglio di Makumbu, dobbiamo dire premio assoluto al mercato in questo caso, perché effettivamente due dei nuovi acquisti stanno dimostrando di essere effettivamente due nuovi acquisti che hanno dato un valore superiore a quelli che sono i giocatori che abbiamo. Questo è un bel dettaglio in considerazione appunto del fatto che dobbiamo cercare di avere qualcosa in più in questo campionato rispetto a quello che si aveva. Pardon, ho dimenticato un possibile inserimento, è quello di Janko. Non dimentichiamoci che abbiamo un giocatore di questo livello che potrebbe anche essere inserito, ed ecco qua un'altra chiave tattica, insieme a Augello. Attenzione, nella zona in cui ha giocato il peggior giocatore del Torino, Bellanova, che ha sbagliato tutto, non è riuscito a imboccarne una. Sì, vedremo un po' quindi se Janko sarà della partita, un Janko che tra l'altro in conferenza stampa ha detto Ranieri essere recuperato ed essere al 100%, quindi chissà che non possa essere uno dei protagonisti di questi secondi 45 minuti. Vito, ci sentiamo tra pochissimo per la tua cronaca diretta, perché le squadre stanno per tornare in campo, giusto? Sì, non stanno tornando in campo, stanno giocherellando, non ne hanno proprio voglia di tornare in campo, stanno giocherellando. C'è caldo, il tè freddo hanno preso. Ho scoperto che hanno preso il tè freddo e non il tè caldo, ed ecco la ragione per cui sono tutti ancora negli spogliatoi. C'è Aresti che si sta cimentando invece in grandi giocate con il pallone, con i compagni. Veramente
Sto scherzando, chiaramente. No, ci sono solamente i cosiddetti panchinari che giocherellano, e devo dire anche a basso ritmo, e non c'è la sensazione che stiano arrivando i giocatori. Ora, dallo sguardo bianco verso l'imbocco del suo passaggio, potrei cominciare a dire che c'è qualcuno che si avvicina, mentre Juric si preoccupa di dare indicazioni a uno dei possibili nuovi innesti in questo secondo tempo, quindi attenzione, perché il primo a muovere le carte è Ivan Juric. Ci andiamo più tardi, Vittorio. Juric quindi è l'uomo che spezza l'equilibrio degli allenatori, diciamo così. Probabilmente già nel corso di questo intervallo ha adottato i primi cambi che vedremo effettivi dal momento del fischio d'inizio di questo secondo tempo di Torino-Cagliari. Una partita ancora sullo 0-0, ma una partita che ha offerto tanti spunti, ed è una partita che quasi conclude la prima giornata di Serie A. Abbiamo visto il Milan prepararsi, sarà la partita contro il Bologna a concludere il tutto quanto questa notte, appena dopo il match tra Torino e Cagliari, ma hanno giocato già tutte le altre squadre. Vi diciamo qualche risultato velocemente intanto che i giocatori tornano in campo. Frosinone-Napoli è finita 3-1 della vincitrice dello scorso campionato di B, il primo gol di questa stagione di Serie A, che però non gli basta a far punti contro i campioni in carica del Napoli. Il rigore inopportuno di Arrui non basta, e la doppietta di Osimhen insieme al gol del pareggio di Politano chiudono la prima trasferta della stagione. Frosinone comunque convincente, un Frosinone che nonostante abbia sfidato l'armata per eccellenza della Serie A del passato campionato, la squadra che ha dominato l'intero torneo, si è fatta valere e anche messo in difficoltà i partenopei. L'altro match che si è giocato in contemporanea con questo è stato quello tra Empoli e Verona che è stata una delle protagoniste in negativo invece della scorsa stagione, salvata solamente al play-out contro lo Spezia, ma che ha trovato una vittoria in trasferta davvero importante, davvero potrà rivelarsi fondamentale nel corso del campionato. Empoli-Verona 0-1, i veneti trovano 3 punti fondamentali per partire bene dopo la terribile stagione passata, e li trovano grazie al gol del nuovo acquisto Bonazzoli, che è riuscito a sfruttare molto bene una uscita invece del miglior portiere della Serie B dell'anno scorso, almeno così a furor di popolo, Caprile. Ci sono tante aspettative sull'ex portiere del Bari, Claudio, noi l'abbiamo visto, però obiettivamente un errore può capitare a tutti, soprattutto quando si è all'esordio in Serie A. Sì, assolutamente sì. L'anno scorso ha fatto molto bene questo portiere, ha impressionato tutti quanti, però Serie A è comunque un altro discorso. In Serie A calciano in modo anche differente rispetto alla Serie B, quindi sono curioso di vederlo quest'anno, però come abbiamo detto prima, un errore, 2 errori non è quello che determina il gioco, la bravura del giocatore. Ma soprattutto poi la prima partita è anche un po' di emozione per un giovane estremo difensore che viene quasi valutato, viene quasi aspettato come se fosse per forza il nuovo Vicario. Bisogna vedere se riuscirà a confermare le attese, perché parliamo di Vicario, uno dei giocatori più promettenti usciti negli ultimi anni a livello italiano, che quest'anno si è andato a giocare le proprie carte con il Tottenham in Premier League, quindi ad assoluto livello per l'ex secondo portiere del Cagliari. C'è una prima scelta anche per i rossoblù, e infatti è l'eroe della partita di Coppa Italia Di Pardo, invece la prima soluzione sembrerebbe adottata da Ranieri. Claudio, come reagisci a questo cambio? Non lo so, sinceramente non so se penso per Zappa a questo punto. Penso per Zappa è un cambio naturale, anche perché se non sbaglio Azzi l'ho visto, quindi probabilmente non gli viene richiesto di lavorare sulla fascia sinistra. Ora appena abbiamo la conferma vi diamo effettivamente i cambi da una parte e dall'altra, perché come abbiamo detto probabilmente ha cambiato qualcosa anche Juric, quindi abbiamo un cambio, c'è stato un cambio dal punto di vista della squadra di casa del Torino, fuori Caramo invece il migliore dei suoi nella prima frazione, è dentro Radonic, quindi cambia in questo modo lo scacchiere granata, mentre per il Cagliari esce Goldaniga ed entra Di Pardo. Cosa ne pensi, Claudio? Penso che è una scelta strana, e anch'essa è una scelta coraggiosa che non avevamo pronosticato, come la scelta del Torino di cambiare uno dei migliori del primo tempo, Caramo. Quindi sicuramente cambierà lo schema tattico della partita dal punto di vista del Cagliari, perché
No, Zappa fa il braccetto di destra al posto di Goldaniga, quindi forse Di Pardo forse voleva più velocità sull'1 contro 1, visto che Caramò ha messo in grossa difficoltà Goldaniga il primo tempo. Sì, probabilmente è quel duello che vuole un po' chiudere Claudio Ranieri con la scelta di Di Pardo, una scelta per parte quindi da parte dei due tecnici delle formazioni in campo. Un Di Pardo che è cresciuto molto nel corso dello scorso campionato, aveva avuto un lungo periodo in cui si era assentato a causa di problemi fisici e anche di una scelta tecnica differente, poi invece quando è stato, diciamo così, rivalorizzato da Ranieri ha saputo esprimere delle ottime giocate. Sì, Ranieri che è stato un maestro in questo, dove tantissimi giocatori hanno espresso il loro potenziale al massimo. Di Pardo, lo stesso Zappa, lo stesso Lapadula, tanti giocatori. E Di Pardo ha fatto anche una buonissima parità contro il Palermo e sicuramente sta acquisendo anche quella fiducia in più nei confronti di Ranieri. Speriamo la possa dimostrare già oggi, visto che è stato scelto in questa seconda metà di gara. Di Pardo a cui sono stati affidati compiti per lo più difensivi, ma che sappiamo essere dotato di una grande forza quando si tratta di spingere il contropiede in avanti. Un Cagliari che quindi aspetta il Torino, vuole chiudere ogni dubbio, mettiamola così. Di Pardo e Zappa quasi si scambiano di posizione, Claudio. Sì, proprio Zappa è andato a prendere il posto di Goldaniga, un ruolo abbastanza inedito. Vorrei dire, non dobbiamo fare l'errore di tenere bassi i nostri due esterni, Azzi e Di Pardo. Se teniamo bassi i nostri due esterni, consentiamo loro con Bellanova e Voivoda di venire troppo in avanti e rischiamo di trovare un 5 giocatori nella linea pericolosa del campo. Sì, una palla che continua a essere lanciata, non viene tenuta bassa. Infatti vorrei vedere l'espressione di Ranieri adesso, perché non penso l'abbia impostata in questo modo e non voglia che si giochi solamente con questi palloni ridondanti, difficilmente controllabili, difficilmente quindi servibili per i giocatori dotati di grandi tecniche e grande velocità che possediamo nel reparto offensivo. Un secondo tempo che è iniziato da pochissimo e noi ci teletrasportiamo in campo grazie alla voce di Vittorio Assanna. Il calcio è un mestiere strano, vedete cosa succede durante un intervallo? Che tu metti dentro Di Pardo per neutralizzare Caramò e Caramò te lo leva l'allenatore contro, e quindi per assurdo nel tentativo di contenere il giocatore come Piero incisivo del Torino nel corso del primo tempo ti ritrovi con una squadra che è passata, vi dico, al 4-4-2, perché chiaramente Di Pardo e Zappa si scambiano i due posti esterni tra la linea di difesa e la linea di centrocampo. A sinistra invece c'è Azzi nella linea di difesa e così si completa i 4 con Zappa a destra e Azzi a sinistra, e nei 4 invece di centrocampo chiaramente chi viene chiamato ad allargarsi un pochino in questo caso è Makumbu, che dovrebbe fare il regista laterale quasi sottraendolo al centro del campo. Attenzione nel frattempo alla punizione battuta dal Torino con Schurz che è andato verso la palla, non l'ha trovata, per fortuna pallone che è passato lontano dalla sua testa e si è perso direttamente in fondo al campo. In precedenza l'arbitro stava adottando 2 pesi e 2 misure, aveva detto bene Claudio all'inizio, non fischiava né da una parte né dall'altra, ora ha fischiato una punizione a favore di Sanabria che praticamente non c'era nemmeno, appena Sanabria ha sentito il contatto si è lasciato andare sulle ginocchia ed era lui addirittura che teneva la gamba dell'avversario. Pallone ora giocato dal Cagliari nella zona di sinistra per Obert, che è tornato ora a essere centrale insieme a Dossena che tiene il pallone, c'è Zappa a destra ma viene Di Pardo a ricevere un controllo così, tenta di girare avanti, pallone ribattuto dall'intervento in pressing su di lui di Voivoda. La rimessa con le mani è quindi per il Cagliari quando siamo al quarto minuto, anzi al quinto minuto del secondo tempo, sempre 0-0 il punteggio. Il pallone giocato da Oristanio, ribattuto ancora da Rodriguez, finisce ancora in fallo laterale, altra rimessa in favore del Cagliari poco prima della linea centrale del campo, pronto a effettuarla alla ricerca di Oristanio che non riesce nel controllo, palla avanti, attenzione all'incursione proprio del nuovo entrato che accelera andando dentro l'area, accelera ancora, splendido il recupero da parte di Obert che manda il calcio d'angolo sul tentativo d'attacco del nuovo entrato Radonic, che è andato a partire in velocità da sinistra, si è presentato dentro l'area, quando ha tentato di concludere in diagonale ha trovato il piedone di Obert che ha messo in angolo il pallone, a pericolo per il Cagliari che si è fatto trovare un po' sorpreso
sorpreso nella corsia di destra. Angolo per il Torino, sesto minuto del secondo tempo, tocco corto per il tentativo di crossare dall'interno, pallone che viene giocato ancora con deviazione, anzi con ribattuta da parte di Zappa, e con Di Pardo che si allunga la palla, la recupera ancora il Torino che tenta ancora di trovare un varco, pallone dentro per quest'altra incursione, va a chiudere Sulemana con grande efficacia, poi Makumbu nel duello con l'avversario, il tocco con l'esterno, il rilancio del Cagliari, ma il Torino ora insiste, il Cagliari non ritrova tutti a centrocampo, sulla ribattuta palla che esce direttamente in fallo di fondo. C'è da cambiare qualcosa anche per tentare di uscire dal guscio. Buono il guscio, ma non è buono l'anima dentro il guscio di questo Cagliari, che deve cercare qualche soluzione in più per riuscire ad andare verso la porta avversaria. Nel frattempo Luvumbo discute con Cosso e non so di che cosa. Lì nello studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. 0-0 tra Torino e Cagliari, questo è il parziale quando siamo entrati nella seconda metà di gara, qualche minuto sull'orologio. Claudio, un avvio di secondo tempo che ha visto la squadra di casa fare un po' più del Cagliari. Sì, perché il Cagliari sta ancora assestando il nuovo modo di giocare che ti dico non riesco bene a capire, non riesco a capire la posizione di Di Pardo, la posizione di Nandez, però un Torino che è entrato molto aggressivo e meglio di come è entrato il primo tempo, con Radonic che è un giocatore molto pericoloso che sa dove mettere la palla, sa dove sistemarsi, i giocatori lo cercano. Poco fa c'è stata un'azione, ha fischiato fallo? Sì, c'ha ragione Vittorio, ha fischiato fallo in attacco a Luvumbo per questa praticamente azione sull'out, praticamente sul fondo di Luvumbo, che ha portato la palla indietro. Schurz è caduto davanti a lui autonomamente, l'arbitro ha dato fallo in attacco anche davanti alla porta. Una volta che riusciamo a riuscire sì. Poi effettivamente l'azione si sarebbe comunque conclusa con un rinvio dal fondo, perché nel battibecco poi ha ricalambolato la palla sul piede del nostro giocatore angolano, ma effettivamente non abbiamo capito se ha fischiato fallo o meno. Dobbiamo capire un attimo, se l'avesse fatto sarebbe davvero una chiamata un po' discutibile, chiamiamola così, Claudio. Va bene. L'importante è che è uscito comunque il pallone, mettiamola così, che non ha interrotto effettivamente un'azione offensiva. Un Cagliari che ci ha provato comunque con questa iniziativa di Luvumbo che ha cercato di serpentinare, andando quasi a specchio contro la retroguardia, scusate, la fase offensiva del Torino, che trova proprio in queste serpentine difficili la sua arma migliore. Assolutamente. Tornando al discorso di prima, ho la paura che il Cagliari in questo secondo tempo si abbassi un po' troppo. In fase di costruzione prima avevamo 9 undicesimi quasi tutti alla ricerca della palla, senza nessuno che provasse a smarcarsi in avanti o
oltre la linea della difesa del Torino. Se facciamo questo errore è il loro pane, cioè loro sono bravi nel giostrare la palla in modo veloce, nel mandare i loro esterni, e soprattutto i loro 2 trequartisti ritrovano lo spazio tra le linee. Dobbiamo essere bravi a tenerli su, cioè a difendere con i nostri attaccanti e soprattutto con i nostri esterni, se no non sfruttiamo la superiorità nelle fasce. Sì, bisogna concludere, bisogna essere più cinici, bisogna essere più pressanti, cercare di essere più in palla in questa partita, perché comunque la qualità per far male alla retroguardia torinese l'abbiamo lì in attacco, e anche a centrocampo ci stiamo giocando una partita comunque molto equilibrata. Ci manca forse quella cattiveria in più nell'andare a sfruttare poi le occasioni e le situazioni che ti compaiono durante un match del genere. Luvumbo sta cercando di mettersi un po' più in mostra in questa seconda metà, probabilmente anche a causa della possibilità di un cambio. Sappiamo quanto l'angolano può essere forte quando gli altri sono stanchi, oggi però ha iniziato anche lui dal primo minuto. Sì, assolutamente, deve essere anche bravo lui a smarcarsi con i tempi giusti. Ci sta riuscendo poco, le poche volte però che ci riesce crea sempre qualcosa di pericoloso. Lo stesso vale per Oristano, però Oristano è più bravo, anche se marcato, a liberarsi dalla marcatura. Quindi sono queste le chiavi, come la chiave può essere anche l'1 contro 1 e nelle fasce laterali, che abbiamo provato poco, sempre per la poca velocità che diamo al ritmo. Dobbiamo dire che dopo una fase iniziale, quella praticamente raccontata la vittoria, il Cagliari un po' più sta uscendo da quel famoso guscio, si cerca un po' di arrivare a metà. Non si gioca alto, ma si gioca quasi a mezz'aria, in modo che i giocatori offensivi riescono in maniera un po' più veloce a giostrare il pallone, ma ancora non si è trovata la chiave di volta per scardinare la difesa del Toro, che oggi è sembrata davvero solida, ma dobbiamo cercare comunque di metterla in più difficoltà possibile. Qualche minuto or sono è caduto Luvumbo in area, ma il contatto troppo leggero, Claudio. Contatto troppo leggero, anche se vedremo cosa andrà, se ci sarà un richiamo del VAR o meno, perché comunque Luvumbo è rimasto a terra qualche minuto fa dopo il contatto in aria. Vediamo se c'è stato un calcione, sarà sicuramente richiamato dal VAR, ma qua Luvumbo sembra cadere su se stesso, anche se c'è una leggera spinta da parte di Schurz. Attenzione, perché forse ha toccato il piede come è andato a spingere. Probabilmente la spinta non era particolarmente intensa, ma forse sono scontrati due piedi e il piede di Schurz ha bloccato Luvumbo. Vi informeremo nel caso della decisione del direttore di gara, se andrà dal VAR. Non sappiamo ancora nulla, ma diciamo che il contatto è da rivedere, perché a velocità normale sicuramente non c'è una grande intensità nell'intervento del difensore granata, ma rivedendolo al replay c'è uno scambio di gambe un po' difficile da valutare, Claudio. Difficile da valutare. Vero è che Luvumbo si è lasciato andare, ma è anche vero che le mani del difensore sono sulla schiena di Luvumbo e non dovresti farlo. Comunque l'arbitro ha optato per nulla, il nulla più totale. Se fosse successo in un'altra zona di centrocampo avrebbe dato il fallo. Probabilmente sì, perché effettivamente poi l'abbiamo visto prima, siamo anche un po' spazientiti in studio quando all'ennesima caduta del portatore di palla torinese, al minimo contatto è caduta e l'arbitro ha puntualmente fischiato il calcio di punizione. In questo caso invece non ha voluto optare per questa opzione, quindi vedremo un po' come continuerà anche la gara del direttore di oggi, il signor Francesco Cosso della dalla sezione di Reggio Calabria oggi. Un po' di minestrone che fa sempre bene, con questo caldo poi è ottimale. Un Cagliari che ci sta provando, adesso si tenta molto di più di giocare a palla a terra. Si è vista la strigliata di Ranieri e col passare di minuti, con l'acquisizione delle posizioni in campo, si sta vedendo un miglioramento anche nella qualità di gioco, Claudio. Sì, stiamo provando di più, con più coraggio,
giocare palla a terra con movimenti più veloci, passaggi più veloci. Soprattutto l'ingresso di Di Pardo ha dato qualcosa in più dal punto di vista della velocità. Anche lui è aggressivo nella sua fascia, quindi dopo i primi minuti, diciamo, del secondo tempo, in una fase di assestamento, abbiamo ripreso bene le misure e ci stiamo provando. A questo punto io sono abbastanza curioso di vedere se Ranieri opterà per Jankto al posto di magari Azzi per farlo giocare sulla fascia sinistra. Voglio vedere in che condizioni è il nuovo acquisto del Cagliari, un giocatore che in Serie A ha già dimostrato il suo valore, vedremo se potrà confermarlo anche nel corso di questa stagione. Intanto la partita negli ultimi minuti si è fatta un po' più tranquilla e vedremo, vi diamo intanto degli altri risultati dagli altri campi che hanno già giocato. Inter Monza 2-0, l'Inter non ha grandi problemi a sbarazzarsi dei Lombardi con un solito 2-0 meritato, doppietta di Lautaro Martinez che diventa mattatore alla prima, consegna i 3 punti alla sua amata da capitano tra l'altro, mentre Genoa-Fiorentina che si è giocata in contemporanea è finita 1-4, grande goleada della formazione allenata da Italiano in casa della neopromossa Genova, che è stata anche sorpresa dalla velocità delle prime realizzazioni. Il primo gol di Biraghi assolutamente bellissimo, e dobbiamo dire tra gli altri bello è proprio quello del Genoa di Biraschi invece. Quindi questi erano altri 2 risultati. Intanto c'è stata un'azione da parte del Torino, ci ha provato Voivoda da fuori. Voivoda che dopo un cross laterale dalla destra è andato a prendersi la respinta e ha calciato molto bene, per fortuna nostra la palla è andata al lato. E quindi arrivano effettivamente, anzi sono arrivati qualche minuto fa i primi cambi del Cagliari, proprio Jankto tra le scelte di mister Ranieri insieme a Shomurodov, che vanno a sostituire la coppia d'attacco, quindi fuori Luvumbo e Oristano in coppia e dentro Jankto e Shomurodov, entrambi un po' stanchi. Luvumbo si stava mostrando un po' di più, ma forse la benzina era lì per finire. Oristano invece è un po' calato nel corso del secondo tempo. Oristano è calato, Luvumbo ci stava provando un pochino di più perché avevamo incominciato a giocare palla a terra. Oristano ha corso tanto, ha speso tanto non solo dal punto di vista delle giocate, gli smarcamenti eccetera eccetera, ma anche dal punto di vista del pressing, perché il pressing che abbiamo fatto i primi 30 minuti hanno sfiancato, se così si può dire, i nostri 3 davanti. Assolutamente sì, quindi forze fresche per il Cagliari, che quindi prova anche con i nuovi entrati a sbloccare questo match. Uno Shomurodov che l'anno scorso ha fatto parecchio bene alla Spezia, anche se non una grande vena realizzativa, diciamo che si è messo molto al servizio della squadra, e speriamo che qui a Cagliari possa invece trovare il suo pieno potenziale anche dal punto di vista realizzativo, soprattutto data la mancanza di Lapadula in questo momento. Siamo arrivati al momento in cui ci immergiamo allo stadio Grande Torino e andiamo con la voce di Vittorio Sanna. E siamo ormai al 63esimo che sta per scadere, con il Cagliari che sta tentando di attaccare con Janko che poi dà all'indietro. Poco fa autore comunque già di una spinta nel settore di sinistra e nel duello con Bellanova, che chiaramente è dovuto ripiegare per evitare la spinta rossoblu. Vedremo questo nuovo attacco composto da Shomurodov e da Janko, con Oristano e Luvumbo che hanno speso tutto nella prima parte del match. Sempre 0-0 con la palla per Makumbu che dà a Nandez che gira avanti, il pallone viene ribattuto dalla retroguardia del Torino direttamente in fallo laterale. Per assurdo, squadra più esperta adesso in campo per quanto riguarda il Cagliari nell'ultima mezz'ora, perché sono entrati 2 giocatori che la Serie A la conoscono bene. Pallone ancora per Nandez, il colpo di testa, Shomurodov a destra per Di Pardo per Sulemana per Janko che dà all'indietro ancora per Obert a sinistra per Azzi, che potrebbe essere il prossimo che andrà a essere sostituito con Augello a mio giudizio. Eccolo Janko che va a dare ancora a sinistra, dove c'è il tentativo da fondo da parte della squadra cagliaritana. Pallone giocato da Obert ancora per Janko, al limite dell'area, il cross all'interno, il colpo di testa a liberare da parte di Buongiorno, in anticipo su Shomurodov, ve lo dico già da adesso perché così evitate di dirmi se è salito sul carro dei vincitori, è un calciatore che ha sempre fatto gol e assist quando ha giocato quasi da solo nel fronte d'attacco, e quindi attenzione anche a questa spinta del Cagliari con il cross di Azzi, la palla all'interno, il colpo di testa, palla al limite dell'area,
zappa ancora Fernandez, dentro Janko, il tiro e la pallata a terra da parte del portiere, ha colpito male Janko, è arrivato sul pallone con il destro ma ha praticamente sbucciato la palla andando a colpirla male, favorendo l'intervento di Milinkovic-Savic. 65esimo minuto della partita, sempre punteggio sullo 0-0, ma Cagliari che con i due ingressi ha dato qualcosa in più probabilmente al suo assetto e alla sua esperienza, mentre dall'altra parte Juric ricorre a Pellegrini che sta per entrare in campo. Attenzione a Rodriguez, palla dentro, l'anticipo del solito Dossena, il controllo di Shomurodov che mette giù il pallone, il tocco largo per Di Pardo Fernandez, scatta Shomurodov, va alla ricerca del pallone, al rimbocco dell'area c'è però Milinkovic-Savic che aveva intercettato il pensiero e quindi è andato in anticipo a raccogliere la palla. Ancora il Torino che imposta, porta il pallone Ricci che lo tocca all'indietro ancora nella zona di Skurs, il pallone ancora a destra per Bellanova, lo ridà il portiere. Bellanova, partita inguardabile, veramente tutti i limiti del giocatore che se non ha la possibilità di spingere e correre chiaramente non riesce a mettere in mostra quelle che sono le sue qualità. Pallone in verticale per il Torino alla ricerca in avanti del primo attaccante, e cioè di Sanabria, pallone ribattuto, Janko la caccia del pallone, arriva prima di lui e riesce a difenderlo, in questo caso il giocatore Vlasic. Poi ancora tentativo del Torino centrale, il passaggio con palla che per un attimo aveva portato via Suleimana, ma poi ancora Torino con il passaggio corto ancora per Vlasic a destra per Bellanova che si prepara al cross, mette giù il pallone nel duello con Azzi, ancora Bellanova, ritorna all'indietro anche stavolta, il tocco ancora a far ruotare il pallone dentro il passaggio ribattuto, poi la palla per Suleimana in verticale per lo scatto tentato da Shomurodov, ma anche stavolta riesce a recuperare Buongiorno dando al portiere Milinkovic-Savic. Cagliari che comunque appare più pungente e punteggio che rimane sullo 0-0. Eh sì, un Cagliari che ci sta provando con soprattutto i nuovi innesti, soprattutto con Janko e Shomurodov, due giocatori che si stanno mettendo subito in mostra. Shomurodov è un giocatore che è vero che è una punta abbastanza di peso, una punta che può andare a coprire, a dare quel pivot, quel punto di riferimento al centro dell'attacco, ma lo conosciamo anche per essere un giocatore molto mobile, che comunque ha una bella gamba e riesce a esprimere abbastanza un'accelerazione abbastanza convincente, soprattutto quando affronta dei difensori dotati comunque di poca velocità come quelli della retroguardia granata. Nonostante la sua stazza, la sua altezza, è anche un giocatore, come hai detto bene tu, che ha nell'accelerazione e nell'allungo una caratteristica importante, oltre che ad essere buono anche a livello tecnico. Quindi questi due giocatori che sono entrati, ma ci metterei anche Di Pardo, stanno dando qualcosa in più proprio dal punto di vista del gioco. Poco fa abbiamo fatto una bellissima azione con palla avanti e palla indietro, siamo passati da una parte all'altra e siamo diventati pericolosi nell'altro lato. Quindi abbiamo acquisito magari anche più consapevolezze col nuovo sistema, che poi non è un nuovo sistema, sono cambiati i giocatori, però forse hanno dato quel tocco di esperienza in più. Janko viene a prendere palla anche in zona di centrocampo, fino ad ora anche nelle palle sporche non ha perso una palla. Sì, davvero un giocatore importante. Intanto abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda i cambi effettuati da Juric qualche minuto or sono, perché non sceglie di togliere Sanabria per Pellegrini, ma toglie Vlasic e Ilic per appunto Pellegrini e Torsby, ho letto bene? No, non Torsby, Linetti, scusami. Linetti è due ex Sampdoria, perdonate la confusione. Comunque queste le scelte del tecnico dei padroni di casa, due scelte importanti, un segnale anche forte, 2 punte in questo momento per il Torino per cercare di rialzare un baricentro che forse negli ultimi minuti per quanto riguarda il parere di Juric è stato un po' troppo basso. Noi ci prendiamo un attimino per andare in pubblicità e poi torniamo a commentare quest'ultima parte della partita tra Torino e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea.
Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di Zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini-invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio per seguire Torino-Cagliari, punteggio ancora sullo 0-0, ma i mister ormai sono nella zona calda quando c'è da mettere mano alla formazione e trovare l'interprete che può togliere l'equilibrio a questa partita. Claudio, abbiamo visto le scelte di Juric e Ranieri fino a questo punto, se ne prospetta anche un'altra per il Cagliari, perché pensiamo che a breve potrà essere il turno di Pavoletti, che quindi potrà entrare in campo e dare un po' più di forza all'attacco rossoblù, una squadra rossoblù che comunque si è fatta valere nel corso di questa gara, che ha iniziato la gara senza senza una punta, e adesso andrà a concludere probabilmente con 2. Andremo a concludere con 2 e potremo sfruttare ancora di più, forse potremo sfruttare i cross dalle fasce laterali, avendo sia Shomurodov che Pavoletti in avanti. Sta facendo una bellissima partita Suleimana, sta prendendo in mano il centrocampo del Cagliari, non solo dal punto di vista del gioco, ma ha recuperato una marea di palloni, è instancabile. E a far posto a Pavoletti è andato fuori l'altro che aveva fatto una grande partita, che si era sacrificato tanto per la formazione rossoblù in questo match, e non solo, ovvero Nathan Nandez, che quindi può andare a riposarsi dopo i suoi soliti 70 minuti di corsa più o meno, e di conseguenza ottima interpretazione del match da parte dell'uruguaiano anche quest'oggi. Una Cagliari che sta un po' soffrendo le nuove scelte di Juric negli ultimi minuti. Diciamo che quel peso specifico in attacco sta dando qualcosa in più al Torino. Sì, assolutamente, ma abbiamo una linea difensiva molto attenta. Zappa, Obert, Dossena stanno facendo una grande partita. Vedo in Zappa tanta attenzione, gioca come ha finito il campionato l'anno scorso, quindi con tanta tranquillità, ma con la voglia e l'attenzione che l'hanno contraddistinto nel finale di campionato. E Obert, ragazzi, è incredibile, ha capacità in fase difensiva, ma una delle caratteristiche che amo di questo ragazzo è le palle che gioca in verticale, cioè vede la giocata come un grande centrocampista centrale. Completamente d'accordo, anche io l'ho seguito in primavera e quella era proprio la sua caratteristica, una personalità importante per il ragazzo che era della primavera della Sampdoria in precedenza e poi ha girato anche nella nostra primavera. Intanto qualche giro di lancetto sono, il Torino ha fatto un'azione davvero splendida, Claudio, è riuscito con un paio di tocchi in velocità a catapultarsi nell'area rosso-blu e a mettere in difficoltà, almeno in affanno, la difesa. Per fortuna c'è stato Azzi che è riuscito a portare via, a sventare il pericolo, ma grande azione di Radonic. Assolutamente, un giocatore formidabile. Nel frattempo, quando un'indicazione come è entrato Pavoletti, ci siamo sistemati col 4-4-2 con Zappa, Goldaniga, Dossena, Zappa, Di Pardo, Dossena e Obert, con Di Pardo che è andato a fare il centrocampista. I due centrocampisti, Makumbu e Suleimana, a sinistra
A sinistra chi abbiamo? A sinistra Azzi e Jankto. Azzi e Jankto, e davanti Pavoletti e Shomurodov. Abbiamo due linee statiche, proprio per questo il Torino è riuscito a fare quell'azione molto veloce di prima, e poi hanno tanta qualità, però sempre è arrivato in un'ottima chiusura Azzi. Se prima si pensava probabilmente molto di più a uno scambio continuo tra Di Pardo e Zappa, ora pensi che i ruoli siano un po' più definiti, con Zappa magari con qualche compito in più difensivo e Di Pardo che è chiamato a spingere su quella fascia? Sì, assolutamente. Zappa basso, Di Pardo che gli darà comunque una mano, certo, ma comunque in un ruolo più avanzato. Vedremo un po' se Di Pardo riuscirà a essere incisivo come lo è stato nell'ultimo match di Coppa Italia, che l'ha visto protagonista al minuto 122 della rete del vantaggio, la rete della vittoria per il Cagliari, che ha assicurato il passaggio del turno nella Coppa. Vedremo un po' in questi minuti che restano da giocare a Torino, in questo Torino Cagliari che però è ancora 0-0. Intanto nuovo cambio da parte di Juric, fuori Rodriguez, il capitano che ha dato tanto, e dentro Zima. Claudio, un cambio difensore per difensore, dovrebbe essere abbastanza safe, mettiamola così. Sì, non dovrebbe cambiare nulla. Non conosco questo giocatore, conosco Rodriguez che era uno, secondo me, secondo la mia opinione, dei punti deboli del Torino, perché è molto lento e marca veramente male. Sì, il fatto è che la solita diatriba quando si hanno giocatori, soprattutto difensori, che hanno tanta qualità a livello di piede, a livello di servizio, a livello di tiro, solitamente forse peccano un po' troppo. Rodriguez, io lo ricordo al Wolfsburg, era un terzino che segnava tutte le punizioni, era veramente forte. Poi negli ultimi anni diciamo che con l'età e una forma fisica un po' peggiorata è andato sempre a calare con le prestazioni. Intanto si è fermato un po' il gioco, perché c'è stato uno scontro a centrocampo qualche minuto fa tra Sanabria e Sulemana, ma sembrerebbe tutto a posto. Un scontro di gioco pericoloso questo da parte di Sanabria. Sì, è uno scontro abbastanza normale, senza nessuna cattiveria, e Sulemana si è rialzato subito nonostante abbia preso una stecca nella pancia. Veramente una bella sorpresa questo ragazzo. Ti dico la verità, anche Oristanio mi è piaciuto molto oggi, fin quanto ha durato fisicamente, ha speso tanto. Sì, Oristanio ci ha provato in più di un'occasione, è stato sicuramente uno dei più propositivi e positivi della prima metà di gara. Adesso vedremo se i più esperti Pavoletti e Shomurodov, insieme al supporto di Jankto, riusciranno a mettere in difficoltà la difesa a 3 del Torino. Un Pavoletti che qualche minuto or sono ci aveva già provato con una palla che è rimbalzata in aria, ha tentato il tiro di destro, deviazione e calcio d'angolo quindi per il Cagliari. Qualche minuto fa azione pericolosa di Pavoletti, il primo squillo del numero 30. Azione pericolosa iniziata con Jankto, ha fatto una bellissima triangolazione con Pavoletti, poi restituita di tacco da Jankto e calcio al volo di Pavoletti. Dobbiamo riuscire a sfruttare i calci piazzati ora, perché abbiamo le possibilità in aria di far male alla retroguardia torinese. Sì, è un'arma che si è sbloccata rispetto all'inizio della gara. Se prima il monopolio lo aveva il Torino, ora possiamo rispondere diciamo anche in maniera competitiva, vista l'importanza aerea del nostro Leonardo Pavoletti, che quindi giocherà questi ultimi minuti sperando di riuscire a marcare ancora una volta nel parte finale delle gare in cui viene utilizzato. Noi andiamo invece da Vittorio Sanna a sentire come va questi 3 minuti di Torino Cagliari. Scocca il 78esimo, inizia il 79esimo, per fortuna la punizione, l'angolo battuto da Zima è passato dritto, si è perso dall'altra parte, era stato procurato da un colpo di testa all'indietro dello slovacco che aveva permesso al ceco di andare a battere il calcio d'angolo. La rimessa con le mani di Zappa sul lungolinea, il colpo di testa in ribattuta, il pallone direttamente in fondo al campo. Siamo a 12 minuti, 11 e mezzo alla fine, sul punteggio di 0-0 tra Torino e Cagliari, con le due squadre che nel finale hanno messo l'artiglieria pesante in attacco, perché tutti e due adesso hanno 2 attaccanti puri nella zona d'attacco, quindi con l'idea
capovolgendo il calcio, di vincere la partita utilizzando i pezzi forti nel finale invece che all'inizio. Il rilancio di Radunovic, la palla verso Pavoletti che salta, riesce a colpire alle sue spalle Shomurodov alla caccia del pallone, il colpo di testa all'indietro è di Schulz che va a servire Milinkovic-Savic. Il controllo del portiere altissimo, che anche poco fa ha fatto il bello e cattivo tempo dentro l'area, non a prendere il pallone sul cross d'angolo del Cagliari. Rilancio del portiere serbo, il colpo di testa in ribattuta, la palla toccata da Sulemana per lo scatto tentato da Shomurodov, il colpo di testa in ribattuta, Schulz che riesce a giocarlo ancora il pallone verso il centrocampo, da questi cioè da Linetti il pallone verso l'indietro con Buongiorno che riceve ancora palla all'indietro ancora per il controllo di Zima che va all'indietro nella zona dove c'è il portiere che rilancia di piede, pallone al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa a centrocampo da parte di Obert, la palla poi recuperata ancora dal Cagliari, Sulemana che riesce a giocarlo ancora sulla destra, grande partita di Sulemana, pallone avanti, il colpo di testa a prolungare da parte di Janko, il pallone non arriva avanti, c'è ancora una ribattuta da parte di Sanabria direttamente in fallo laterale, ha rimesso in gioco per il Cagliari quando sta per scoccare l'80° minuto, scocca in questo momento, inizia all'81°, gli ultimi 10 minuti di gara, ha rimesso in gioco di Zappa, la palla messa avanti con il controllo di Linetti, ancora a cercare l'affondo, attenzione, protegge bene la palla in questo caso il giocatore del Torino, ma per l'ennesima volta l'arbitro punisce la trattenuta di Dossena non avendolo fatto per l'intera partita, praticamente gli teneva la maglia e il tenere la maglia è bastato per il calcio di punizione. Nell'intera partita questo genere di falli non sono stati fischiati e siamo all'81° minuto, questa punizione ancora per il Torino che sta per battere all'altezza della zona interna di sinistra, un cross che non avviene dall'esterno ma da una zona interna, si è preparato per la battuta il giocatore numero 8 della squadra, anzi scusate, sì, numero 8 Ilic, va a crossare il pallone ribattuto, alla caccia del pallone va ancora Shomurodov che va a proteggere molto bene nel duello con l'avversario, cerca di recuperare, protegge ancora il pallone, va giù, per l'arbitro non c'è fallo da parte del difensore, il recupero però del Cagliari che può ancora una volta impostare il tocco a sinistra per Azzi che alza la testa, tenta l'affondo, parte palla al piede, va a cercare ancora Pavoletti, anticipato stavolta il pallone, quindi è portato avanti dal Torino in verticale, il tocco verso destra, la chiusura di Makumbu e il passaggio su Obert che arriva sul pallone e riesce ancora a giocarlo, ha subito anche un fallo Obert nel tackle scivolato, la palla è protetta da Azzi, lasciato terminare in fallo laterale, scontro tra Obert e Bellanova, tutto questo insomma all'82° lì nello studio. E quindi ci apprestiamo a vivere gli ultimi minuti di Torino-Cagliari, una partita davvero equilibrata, possiamo definirla fino a questo momento. Le due squadre hanno avuto i loro momenti di maggior vigore, diciamo scambiandoseli quasi, aspettando l'uno e l'altro, Claudio, durante questo match. Sì, una partita prettamente tattica, molto aggressiva, perché azioni da gol, azioni pericolose non ne abbiamo visto tante. Quindi una partita giocata dal punto di bene da parte di tutte e due le squadre dal punto di vista tattico. Molto bene i cambi per quanto riguarda il Cagliari, perché sia Shomurodov che Pavoletti che Di Pardo stanno facendo un'ottima partita, con Pavoletti e Shomurodov che vanno in costante pressione sui loro tre difensori e faticano a fare calcio, riescono a fare delle azioni pericolose una volta che superano quella linea. Sì, dobbiamo stare attenti nella pressione immediata con i nostri due centrocampisti che comunque stanno facendo molto bene, uno su tutti, Sulemana. Sì, anche Janto per ora a me non sta dispiacendo in questo spezzone di gara che gli è stato concesso da mister Ranieri. I due allenatori, ricordiamo, hanno ancora una cartuccia da poter sparare in questo finale di gara, perché si sono lasciati uno spazio libero con un cambio a testa nel corso dell'intervallo, e quindi ricordiamo che sono massimo 3 le finestre di cambi in cui si possono effettuare le 5 sostituzioni. Un Cagliari che prova a concludere in avanti, un Cagliari che ci sta provando e si sta accontentando anche delle rimesse, del calci d'angolo, perché comunque, come abbiamo detto, può essere molto pericoloso anche in queste opportunità. Adesso più che mai risultano fondamentali, perché abbiamo tanti saltatori in aria. Pavoletti che è entrato molto bene, le palle che stiamo mandando avanti
attaccanti hanno un criterio ora, perché Pavoletti riesce a prenderle tutte mandando alle sue spalle Shomurodov che va bene nello spazio. Adesso dobbiamo essere molto incisivi ed essere furbi e prenderci magari anche qualche punizione o qualche calcio d'angolo in più per sfruttarli al meglio. Sì, è una tecnica, una tattica che bisogna sfruttare al meglio in questo finale, anche perché il tempo è agli sgoccioli e serve la zampata per riuscire a sbloccare un match fino a questo momento combattuto ad armi pari, un arbitro che invece continua a non applicare un giudizio perfettamente equilibrato, perché davvero ci siamo lamentati tanto di queste spinte ravvisate poi immediatamente dal direttore di gara Cosso, ma effettivamente nell'ultima parte di gara diciamo che sta lasciando un po' più giocare, ha avuto anche lui i suoi sprazzi, mettiamola così, ha deciso un periodo di far giocare, un periodo un po' meno, come li girava. C'è caldo anche per l'arbitro. C'è caldo anche per l'arbitro, anche se siamo a Torino. Adesso palla Youngto che la mette giù di petto, spallata, mandato dall'altra parte dello stadio e non ha fischiato. Sì, infatti è rimasto anche a terra Youngto, ma l'arbitro qualche minuto or sono ha lasciato giocare, facendo anche ripartire il Torino in modo molto pericoloso, un Torino che però sta soffrendo un po' gli scambi veloci che si stanno ultimando in quella zona d'attacco. Abbiamo perso forse l'esplosività, ma non ci conveniva averla in quest'ultima parte, visto che comunque le squadre sono molto stanche. Hai fatto bene a sottolineare la prestazione di Youngto, che si sta muovendo a ridosso dei due nostri attaccanti e lo sta facendo molto bene, molto veloce nelle giocate, si fa trovare nella posizione giusta, svaria da sinistra al centro e sta mettendo molto in difficoltà la retroguardia granata. Anche adesso ha messo una bellissima palla in mezzo, non ha trovato uno dei nostri due attaccanti. Quasi il ruolo di Nandez nel corso del primo tempo, quel riferimento dietro le punte che svaria per tutto il fronte d'attacco e dà supporto ai centrocampisti che poi vogliono imbastire una manovra offensiva un po' più calcolata del solito lancio lungo, e il Cagliari deve cercare di giocarla la palla, perché poi effettivamente gli interpreti per farlo li ha, e quando si abbandona alla velocità di soluzione, così possiamo definire, del lancio lungo, perde un po' quelle caratteristiche che gli stanno facendo far bene nell'ultima parte di gara. Un Cagliari che comunque è tambureggiante quando attacca, diciamo che porta tanti uomini a concludere, a offendere gli avversari, ma con grande tecnica e con grande palleggio. Sì, è molto molto bene. Anche adesso Youngto saggiamente è ritornato indietro dopo che ha preso palla sulla tre quarti, perché non aveva lo spazio per andare avanti, non si è messo a saltare l'uomo perché non avrebbe potuto fare altro e ha fatto ripartire l'azione. Grande esperienza e grande giocata da parte di Youngto. Sì, Youngto speriamo possa essere davvero in una condizione ottima, perché nel corso del passato, nelle sue stagioni in Serie A, l'abbiamo visto davvero essere un giocatore fondamentale, un giocatore che cambiava anche gli equilibri, soprattutto nelle partite delle più piccole, delle medio piccole, risultava essere determinante ai fini del risultato. Juric ha terminato con il suo scacchiere, così come Ranieri. Entrambi hanno effettuato qualche minuto fa l'ultima sostituzione. Per Juric fuori Sanabria e dentro Simone Verdi, che quindi torna alla base dopo l'ennesimo prestito in cui è stomato dal Torino, e invece fuori Sulemana, probabilmente il migliore del Cagliari oggi. Fuori Obert, dentro De Jola. Obert si è comportato molto bene, ma non l'abbiamo detto qualche istante fa, ennesima grande giocata difensiva di Dossena, che ha scardoinato dai piedi dell'avversario il pallone in zona pericolosa. Davvero un giocatore interessantissimo Dossena, che sta continuando con un momento di forma ottimo. Quindi ultimo cambio per il Cagliari, si tenta il tutto per tutto con gli inserimenti di De Jola e anche il tiro da fuori, che sappiamo essere una delle sue caratteristiche, l'abbiamo visto segnare anche 2 anni fa in Serie A. Così De Jola potrebbe risultare fondamentale anche nei calci piazzati, perché lui ha il tempo giusto quando va a staccare di testa, e poi si fa trovare, ha questa grande capacità di farsi trovare nello spazio giusto in quelle condizioni, quindi calci piazzati, calci d'angolo, eccetera eccetera. Quindi ci vuole provare il Cagliari, che non ha, come avevo paura io, non ha abbassato il baricentro della squadra, ma l'ha alzato, sintomo di grande coraggio e di grande grande personalità, voglia di vincere la partita a Torino.
Sono questi i segnali che un allenatore come Ranieri deve mandare a una squadra che comunque sta approcciando adesso alla massima competizione italiana. Intanto ennesimo fallo in attacco fischiato al Cagliari qualche secondo fa con Pavoletti. Stavolta forse la trattenuta era davvero rilevante, ma ormai siamo stati abituati durante il corso della partita a una conduzione non eccelsa, quindi ci aspettiamo qualche errore di troppo anche da parte del direttore di gara in una gara che appunto sta andando verso la conclusione, una partita che i due tecnici hanno preparato molto bene, che si sono divisi nella scelta dei giocatori, hanno giocato quasi a specchio e ognuno dei due è riuscito a esprimere un buon calcio, dobbiamo dire, nella prima uscita di questo nuovo campionato, nonostante poi le dichiarazioni di Juric pre-partita parlassero di tutt'altro. Claudio? Sì, mi ha stupito mettendomi nei panni dei giocatori in campo. Non puoi uscire con una dichiarazione del genere, cioè è proprio inappropriata, fuori luogo e senza senso, perché poi quello che ci sta facendo vedere è tutt'altro. Sì, i fatti per assurdo hanno smentito le voci negative del proprio allenatore, addirittura per quanto riguarda Torino, che ha condotto una buona partita contro il Cagliari, partita che sta arrivando nel tempo di recupero e di conseguenza noi abbiamo solo un compito, quello di fermarci e lasciare spazio alla voce del Cagliari che ci racconterà la fine di questo Torino-Cagliari, ovvero Vittorio Sanna. Problemi per Ianto che è giù per terra in questo momento dopo un tocco alle sue spalle tentato da Buongiorno. Ianto si è fermato con Ranieri che nel frattempo ha richiamato alla massima determinazione i suoi attaccanti sul cross di Di Pardo. Effettivamente un po' di cattiveria in più poteva portare anche a concludersi a 2 contro 2 dentro l'area. Sono 6 i minuti di recupero, andiamo a vivere questo finale con la rimessa con le mani da parte di Di Pardo nel settore destro, siamo in zona d'attacco. Di Pardo va a cercare Sciomullo, dove il tocco di Sciomullo dove per Suleimana, il pallone allontanato da Bellanova all'inseguimento della palla il numero 14 Deiola nel duello con l'avversario che era meglio e tenta di partire, attenzione ai Pellegrini, ma Deiola recupera perfettamente andando a prendergli il pallone e imposta nuovamente per Azzi, uno di quelli leggerini in fase di difesa. Mi fa sempre un po' paura, devo dire, Azzi, quando fa il difensore. Pallone ancora dato centralmente con il Torino che può ripetere il tentativo d'attacco. Bellanova a destra, il pallone ancora servito largo per il tentativo ancora di Bellanova che tenta di accentrarsi. Sinistro con la parata di Radunovic, quasi con il corpo, pallone che è stato improvvisamente calciato, non era Bellanova. Il colpo di testa poi è andato al tiro Radonic e praticamente Radunovic si è ritrovato il pallone addosso e ha ribattuto con il corpo, un tiro improvviso di Radonic con Bellanova che era andato a catturarlo ma non si è ritrovato il pallone, per fortuna gli è rimbalzato addosso, è andato via, lo ha colpito sotto il mento forse addirittura, e poi Radonic ha tentato anche il colpo di testa con la palla alata. Siamo nei minuti di recupero, precisione del secondo quello che sta giocando. Il Torino col tiro di Radonic è andato vicino al gol, ha portato un grave pericolo alla difesa del Cagliari. Ora 4 minuti ancora da giocare, dobbiamo tenere botta e magari cercare di vincere noi e non di far vincere gli altri. Il pallone della zona d'attacco, ecco questo che chiedeva Ranieri, quello di metterci un po' di cattiveria in più in questo finale, un po' di determinazione, di motivazione in più e di convinzione nel fatto che si possa anche vincere la partita e non solamente si debba andare a pareggiarla. La rimessa con le mani in favore di Zappa nel settore di destra, va a cercare Pavoletti, il controllo di Pavoletti è così, la palla è ribattuta, allontanata, il colpo di testa ancora di Radonic con la palla raggiunta da Deiola, appoggiata lateralmente per Azzi che avvicina a sé Macumbu, lo serve nella posizione di esterno di sinistra, Macumbu che può guardare, rallenta come sempre troppo il gioco, il pallone ancora per Azzi che cerca un varco, va nel suo dribbling, il caratteristico dribbling dentro l'area, adesso il cross, il pallone è troppo sotto e finisce direttamente sul fondo, ha colpito dritto per dritto, non è riuscito a girare col sinistro e il pallone si è perso direttamente sul fondo. Metà recupero è andato via, ora è Vanja Milinkovic-Savic che va al rinvio dal fondo
è il portiere del Torino, quando siamo, ripeto, al 94esimo minuto, si giocherà fino al 96esimo compreso. Pallone che viene calciato al di là della linea del campo, rimbalza addosso a Pellegrini, lo recupera Makumbu, cioè fallo ai suoi danni da parte di Linetti, e quindi calcio di punizione in favore del Cagliari al 94esimo minuto. Makumbu si rialza, il pallone dovrà rimanere là, vediamo chi andrà a battere. Il Cagliari nel frattempo recupera una posizione più avanzata, mentre Pavoletti si piazza per raccogliere l'eventuale lancio lungo, che è quasi scontato, visto che a battere il calcio di punizione sarà Radunovic. Calcia in questo momento, salta Pavoletti, la palla passa dritta per Shomurodov, ancora ribattuto il pallone, toccato male, va a lottare Shomurodov a recuperare il pallone, arriva al suo sostegno Di Pardo alle sue spalle, ma c'è dentro anche un altro compagno. Di Pardo tenta il cross, gli viene sborzato, Makumbu non riesce a colpire, la palla la tocca Linetti, chiude Pavoletti e poi recupera ancora Deiola con l'arbitro, che anche stavolta regala un calcio di punizione al Torino. E non solo, mi pare che sia andato ad ammonire Pavoletti al 95esimo minuto. Protesta nel frattempo il giocatore del Torino, non gli basta questo giudicare strano. Pavoletti, che è andato a cercare di contrastare l'avversario con un piede teso, sì, mi è parso Pavoletti il giocatore è ammonito, sì, proprio lui, e per questo è stato punito con il calcio di punizione, ma non solo, anche col cartellino giallo. La palla danza a ridosso dell'area del Cagliari, il colpo di testa, poi Shomurodov che riceve, tenta di partire nel settore di sinistra, si ferma Shomurodov, guarda dove è Pavoletti, poi da dentro imbecca molto bene il giocatore del Cagliari che scivola, Janko, la palla poi per Di Pardo, e l'arbitro fischia il fallo di mano di Janko nel momento in cui è scivolato giù e la palla gli è battuta sulla mano. Calcio di punizione per il Torino. Dobbiamo dire che queste opportunità le sta regalando un po' il signor Cosso alla squadra granata. Pallone ancora a sinistra con il lancio avanti a cercare ancora le punte del Torino, Pellegrini in questo caso che dà all'indietro. Siamo nell'ultimo minuto, 50 secondi alla fine, la palla giocata da Zima nel settore di destra, viene avanti in questo caso ancora il Torino, il passaggio centrale per Linetti dentro, palla ribattuta da Makumbu, giocata all'indietro a Pavoletti, rilanciata per Shomurodov, troppo lungo il passaggio, 30 secondi ancora con il possesso palla in favore del Torino. Milinkovic-Savic che tocca per Buongiorno che va a servire a sinistra nella zona in cui agisce il suo numero 27 Voivoda, che si accentra, 15 secondi ancora a giocare, cambia gioco cercando Bellanova, pallone troppo lungo e Bellanova deve andare a catturare, anzi trattava ancora una volta di Radonic, spostato totalmente a destra, fa quasi l'esterno da quella parte nella speranza di trovare un varco. Scocca il 96esimo, 0-0 il punteggio tra Torino e Cagliari, con Radunovic che va a calciare il pallone, fischia alla fine della partita, stretta di mano tra Juric e Ranieri, 0-0 l'esordio del Cagliari in trasferta, è uno 0-0 importante contro una squadra che, al di là di quello che dice Juric, l'anno scorso è arrivata a metà classifica, e noi l'abbiamo conquistato questo 0-0 in un terreno ostico dove è dura per tutti durante il campionato. Protesta Pavoletti per il cartellino giallo che ha subito, noi invece siamo felici di questo punteggio, perché iniziare comunque con un punteggio positivo è fondamentale, in considerazione del fatto che il Cagliari è una matricola, deve salvarsi inizialmente, perché secondo me poi col passare dei turni può crescere e diventare una squadra interessante in questo campionato. Già oggi lo ha dimostrato, tenendo botta contro una squadra collaudata come quella di Ivan Juric, che ne dica, e riducendo al minimo quelli che sono i pericoli, quindi dimostrando una compattezza particolare. Deve migliorare certamente nella proposizione di gioco, nella velocità di esecuzione, nella spinta offensiva, nel tentare di trovare la via della rete, ma già da oggi ha mostrato di essere in grado di poter reggere l'impatto con il campionato. Altra prova molto più ostica ci sarà la settimana prossima in casa contro l'Inter, e lì sarà veramente tesi di laurea per la matricola rossoblù. Eh sì, una partita che comunque lascia buoni segnali per quanto riguarda il Cagliari. Dobbiamo anche valutare che è l'unica delle neopromosse a non aver perso in questa prima giornata. Il Frosinone è caduto, come abbiamo detto, contro il Napoli, mentre il Genoa in casa con la Fiorentina, quindi buon risultato da parte del Cagliari. Una rete inviolata anche che dà un po' più di sicurezza alla difesa, Claudio.
No, io lo reputo un ottimo risultato, non solo dal punto di vista del risultato, quindi del pareggio, del punto conquistato, ma anche dal punto di vista della prestazione, perché abbiamo avuto un leggero sbandamento all'inizio del secondo tempo, poi il restante della partita ce la siamo giocati alla pari contro una squadra collaudata, una squadra abituata alla Serie A. E oltre a questo, gli altri segnali positivi sono arrivati forse da Ranieri, vista l'inserimento delle 2 punte sul finale, un atteggiamento che è quello giusto per far comprendere al meglio ai giocatori cosa ci sta giocando quest'anno e qual è il cambio anche rispetto alla scorsa stagione, Vitto. Ma se tu distribuisci carte, Ranieri è uno che sa giocare a carte, quindi la preoccupazione di Ranieri in questa prima parte di stagione era quella di non avere carte e di non riuscire magari a giocarsi poi la possibilità di essere una squadra vincente, di essere una squadra che può avere delle soluzioni alternative. Ora che qualcuno ce l'ha, in attesa addirittura di completare i ranghi con il recupero dei calciatori, ma anche con i nuovi arrivi, perché stiamo aspettando il difensore, stiamo aspettando un altro attaccante, e quando sarà completa la squadra, la rosa, chiaramente potrà giocare bene le sue carte Ranieri. E noi abbiamo un tecnico che, oltre a essere un tattico, è uno stratega, è un allenatore che sa trovare le strategie giuste a seconda dell'avversario. L'ho dimostrato quest'oggi, addirittura andando a fare delle cose apparentemente illogiche, tipo l'utilizzo di 2 piccoletti all'inizio della gara e l'utilizzo di 2 punte vere nel finale di partita, cioè quelli che sono giocatori che teoricamente dovevano essere in alternativa sono diventati coppie sia nella fase iniziale, cioè l'alternativo di Stagno a Luvumbo hanno giocato insieme, l'alternativo di Shomurodov a Pavoletti hanno giocato insieme, quindi la dimostrazione che sa fare i cambi non solamente in verticale ma anche in orizzontale, e questa è una cosa molto molto importante che noi dobbiamo prendere in considerazione. Abbiamo un condottiero, questo ce lo teniamo stretto, e abbiamo certamente un motivo di garanzia nel momento in cui affrontiamo questo campionato, perché se hai un allenatore che ti sa utilizzare i giocatori che gli metti a disposizione, hai già un 50% ottenuto. Assolutamente. Possiamo dire anche, Claudio, che la scoperta Shomurodov insieme a Pavoletti sia anche una qualcosa per avere più dati riguardo al giocatore uzbeko, che quindi si sa anche unire bene in sinergia con il compagno di reparto, almeno per quanto fatto vedere oggi nei minuti concessi a entrambi, diciamo così. Sì, perché non ci dobbiamo fare ingannare dalla stazza fisica dei due, perché Shomurodov è un giocatore completamente diverso da Pavoletti. Anche quest'oggi l'ha dimostrato, andando a prendere le spizzate di Pavoletti, andando in accelerazione contro i difensori del Torino e spostandosi anche sulla destra per lasciare lo spazio a Jankto per venire a prendere palla dentro. Quindi Shomurodov mi ha fatto una bellissima impressione, oltre a tutti gli altri nuovi acquisti, e proprio per questo punto di vista i due possono giocare insieme. Proprio riguardo i nuovi acquisti, Vitto, Jankto è stato davvero ottimo oggi nell'interpretazione del match, un giocatore a questo concesso bene uno spezzone, un terzo di gara, che ti aspetti arriverà ad essere titolare nelle prossime settimane? Ma devo dire che tra i nuovi acquisti forse Jankto e Shomurodov sono quelli che hanno avuto meno opportunità per mettersi in mostra, invece quelli che hanno passato a pieni voti l'esame secondo me sono Oristanio, ma soprattutto Sulemana veramente stratosferico, partita da leader, partito da grande centrocampista, è stato il migliore in assoluto nel nostro centrocampo, quindi il mercato del Cagliari lo devi valutare sulla base di quello che vedi in campo, e se lo dovessimo valutare da quello che abbiamo visto quest'oggi in campo, grande mercato, perché tutti i giocatori che hai comprato si sono rivelati giocatori utili e capaci di darti qualcosa in più, perché se tu compri semplicemente dei ricambi, i ricambi molte volte non sono come i pezzi originali. Qua abbiamo preso dei pezzi originali e li hai integrati in una struttura già esistente. Una difesa che invece è riuscita a mantenere inviolata la porta, Claudio, grande crescita da parte di tutto il reparto difensivo da quando è arrivato Ranieri nel corso della scorsa stagione. Oggi sono stati disinnescati giocatori di assoluta qualità, c'è stata ancora qualche titubanza, ma chi ti è piaciuto in particolare oggi? Ma Dossena è una conferma di tutto quello che ha fatto vedere di buono l'anno scorso. Ober mi è piaciuto tanto, Zappa uguale, non ce n'è uno in particolare, mi è piaciuto proprio il reparto difensivo.
uno su tutti non riuscirei a dirtelo, però è vero anche che quando il Torino è riuscito nel gioco a fare meglio del Cagliari, hanno trovato nella difesa del Cagliari un muro. Sì, è stato questo un po' la trama della partita. Qualche incursione pericolosa l'ha avuto il Torino, soprattutto con la grande qualità dei suoi trequartisti, ma effettivamente se poi andiamo a vedere l'uomo in marcatura fissa, cioè l'attaccante, che può essere Sanabria nella maggior parte della partita o Pellegrini, hanno visto molto difficilmente il pallone, Vitto, nonostante Sanabria sia una prima punta che risulta essere molto mobile. Ma infatti è assolutamente esame superato, perché noi abbiamo la possibilità di pensare che questi due ragazzi, perché poi sono due relativamente giovani, cioè, ricordiamoci che stiamo parlando di Dossena semplicemente perché ha un nome che hanno avuto tanti altri giocatori nel passato, ma non è il Dossena anziano, vecchio, che è già in pensione, è un giocatore del 98, stiamo parlando di un giocatore quindi che ha 25 anni ancora da compiere, li compie ad ottobre, e stiamo parlando di Oberst che ne ha appena 21 da compiere domani, anzi dopodomani per la precisione. Quindi stiamo parlando di due giocatori che nella loro possibilità di crescita individuale hanno la possibilità di far crescere il Cagliari, cioè se questi giocatori già alla loro età, senza esperienza, riescono a darti questa garanzia, immagina cosa succede se li inserisci in un sistema di gioco dove hai giocatori di esperienza che ti possono insegnare qualcosa e soprattutto un contesto di allenamento che può salire, perché quando un allenatore chiede i nuovi acquisti non li chiede solamente di poterli utilizzare 11 per volta durante la partita, ma li chiede anche per averne 25 che facciano salire il livello medio degli allenamenti, perché negli allenamenti poi gli step, soprattutto dei più giovani, ti danno un valore aggiunto alla squadra, e Ranieri questa cosa la sa bene. E io sono completamente d'accordo, chiedo un parere a Claudio su questo che ha detto Vitto, ma penso ci siano pochi dubbi quanto è importante poi effettivamente anche creare quell'ambiente in allenamento in cui c'è uno scambio maggiore verso tra compagni, insomma. Ma d'accordo, risulta fondamentale, a parte che crei la concorrenza, è una concorrenza positiva, è una concorrenza che aiuta a crescere il valore dell'allenamento, il valore della squadra e della parità della domenica. È fondamentale aumentare il livello, se no tu ti appiattisci a quel livello là e risulta poi un'abitudine quella. Invece no, devi sempre mettere dei pezzi importantissimi, dei giocatori importanti, che non è detto, come ha detto Vittorio, che sono stati presi per giocare, ma ti creano quell'allenamento di valore che prima non avevi. Bisognerà vedere come si evolverà la situazione del Cagliari nel corso delle prossime settimane. Sicuramente si va via da Torino con un sorriso abbastanza convinto sulla faccia, perché comunque in un campo così complesso, in un campo che ha fatto cadere anche tante grandi nel corso degli ultimi anni, andare via con uno 0-0 e una porta inviolata che per un difensore è davvero un qualcosa in più da portare avanti, soprattutto quando se non è promossa, può dare quella carica in più. Vita, invece ti chiedo verso il prossimo avversario del Cagliari. Negli ultimi 3 minuti che ci rimangono di trasmissione arriva l'Inter che è collaudata anch'essa, l'Inter che ha perso Lukaku ma che in Lautaro Martinez sta comunque trovando quelle conferme che gli servono. Sì, assolutamente sì, non dobbiamo assolutamente discutere l'Inter, si parla di una grande squadra e sarà un grande esame, senza dubbio, è un esame che affronteremo, ma intanto una delle cose importanti per mantenere questo entusiasmo è celebrare le cose positive. Io mi soffermerei ancora a pensare a questa partita, a pensare a tutti i motivi di vantaggio e mi concentrerei anche su quelle che sono le prossime mosse di mercato che ci possono portare magari qualche giocatore in più che può innalzare ulteriormente il livello. All'Inter ci pensiamo, arriverà addirittura di lunedì, quindi abbiamo una settimana intera per poterci pensare all'Inter. Non starei lì a stressarmi troppo adesso pensando all'Inter, inizierei a pensarci da mercoledì e mi godrei in questo momento la positività di quello che è stato visto, perché è giusto di volta in volta anche festeggiare le partite che vanno bene, anche festeggiare i progressi che si ottengono, perché questo è il ricaricare della benzina. Se ci proiettiamo subito all'altra partita, soprattutto in un campionato di Serie A, rischi sempre di vedere il fantasma in fondo al corridoio, quando da qui alla fine del corridoio ci sarebbe anche da giocare nei primi 5-6 metri di corridoio. Quindi giochiamo adesso e divertiamoci fino a metà corridoio, poi cominciamo a guardare oltre la porta che cosa ci aspetta. Intanto in questo punto è un punto importante che ci permette di costruire su questo, di ripartire con entusiasmo, di avere ancora conservato quella garanzia che abbiamo e che non ci potrà mettere in discussione neanche l'Inter. Ecco, fissiamoci su questo concetto. L'Inter è di un'altra categoria teoricamente,
Quindi tutto quello che accadrà contro l'Inter, noi andremo per vincere anche con l'Inter, ma tutto quello che accadrà non potrà mettere in discussione il Cagliari, perché il Cagliari è una squadra che in questo momento sta giocando contro i titani, quindi se per caso riesce a reggere quei titani, grandissima festa ulteriormente, se dovesse perdere la normalità, quindi non entriamo nell'ottica del dover poi magari iniziare a criticare se per caso non dovessimo riuscire a reggere botta contro l'Inter, sarebbe una cosa assolutamente normale, ma io sono convintissimo che questa squadra anche con l'Inter farà la sua maiala figura, non dico porca perché non si può dire. Assolutamente. Speriamo anche che i tanti abbonati che quest'anno hanno deciso di scegliere e di supportare la squadra rossoblù possano dare la spinta in più. Intanto sono tanti, spero che non ce ne siano tanti interisti che hanno preso l'abbonamento solamente per non pagare il biglietto. No. Io spero veramente che siano tutti tifosi rossoblù, perché quello che ha detto Ranieri, lasciamogli solamente 2.000 spettatori intorno ai 16.000, gli altri 14.000 spingono il Cagliari, è di fondamentale importanza perché il campo possa essere un campo di casa. È una cosa di cui parlavo tanti anni fa e anche nella filosofia della società molte volte io dicevo meglio avere 10.000 abbonati e quindi abbassare un po' il prezzo che avere 5.000 abbonati per l'anno pagando il doppio e poi giocare sempre in trasferta perché ti arrivano i tifosi delle altre squadre. In questo modo io spero che lo stadio sia veramente uno stadio rossoblù già dalla prima contro l'Inter, che è una di quelle squadre che abitualmente ti porta tanti stranieri anche in mezzo ai tifosi del Cagliari. Speriamo che non sia così. Io vorrei chiudere, Andrea, ricordando un po' tutti i nostri impegni, perché noi poi siamo un po' il trade union di tante situazioni editoriali. Tanto il commento a caldo che adesso produrremo con Galleria Progetti, che verrà caricato nel giro di poco tempo e che potrete seguire tranquillamente sulle pagine YouTube sia di Galleria Progetti e Facebook che del sottoscritto. E poi domani l'esordio televisivo, domani alle 18:30 l'esordio televisivo per Master Calcio. Vi invito a seguirci perché comunque sarà un modo anche divertente di parlare di calcio e soprattutto sarà un modo coinvolgente di mettere dentro anche quelli che sono le tante tipologie di tifosi, da quelli che vivono sui social a quelli che vivono il fantacalcio a quelli che vogliono sentire un commento anche a livello nazionale. Insomma, abbiamo pensato a una trasmissione che abbattesse i confini sia in termini ideali tra generazioni sia in termini geografici tra la realtà cagliaritana, di cui chiaramente si parlerà in modo centrale, ma andando a vedere anche tutto quello che esiste nel mondo. E allora non ci resta che dirvi di seguirci domani per quanto riguarda Master Calcio. Io ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi. Ciao Vitto. Ciao Andrea, buon proseguimento e ciao Claudio. Ringrazio anche Claudio per averci fatto compagnia, essere sempre disponibile e aver dato un grande contributo alla trasmissione di oggi con i suoi commenti. Grazie Claudio. Grazie a te Andrea, ciao Vitto e buona serata a tutti. Io sono Andrea Sanna, vi rinnovo l'appuntamento per seguire insieme le partite del Cagliari su Radio Super Sound. Questo è A Suon di Gol. Noi torniamo lunedì prossimo intorno alle 20:15, 20:20, perché la partita del Cagliari sarà alle 20:45 e si andrà ad affrontare la corazziera Inter. Vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che è la C.